Buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria di Antenna 3. Come sempre staremo insieme con l'informazione, tutte le notizie, i collegamenti e gli ospiti dalle 12 fino alle 14:30 e anche oggi è convocata la conferenza stampa presso l'unità di crisi di Marghera, sede della Protezione Civile, dove il Presidente Zaia alle 12:30 parlerà e noi ovviamente lo seguiremo in diretta. Ma apriamo questa edizione del nostro notiziario subito con un collegamento dal centro di Padova con il nostro Guido Barbato, perché nella notte sono stati appiccati degli incendi, pare dolosi, a 3 bar del centro. Questo è quello che accade a Padova. Pensate soltanto che ieri invece è esplosa una bomba carta in centro storico a Treviso, proprio davanti al supermercato PAM. Quindi insomma episodi di violenza particolarmente pesanti che stanno riguardando i nostri centri storici. Allora vi facciamo vedere le immagini, intanto ci colleghiamo con Guido Barbato. Guido, buongiorno. Buongiorno Anna. Eccoci, dove sei? Ecco, in questo momento sono in via Zabarella, all'angolo con via Alpinate, nel cuore della Padova medievale. Per chi conoscesse o fosse appassionato di shopping, a fianco del grande magazzino Coin, giusto per dare un orientamento anche a chi magari non è di Padova. Ma è qui che si vedono ancora adesso maggiormente i danni piuttosto gravi che ha subito il bar centrale. È un bar piuttosto storico perché è gestito dalla signora Rosa Buono, che è la moglie di Franco Righetto, storico ristoratore di Padova. Da almeno decenni la sua famiglia possiede più di qualche bar proprio in centro storico. Sono rimasti per terra le macerie di quel che è rimasto dell'incendio di un grande ombrellone collocato nel plateatico di almeno 6-7 tavolini anneriti e bruciati dalle fiamme. Sono partiti diversi cavi elettrici. Il tutto dovrebbe essere successo verso le 5:30 di stamattina. I motivi, a sentire anche la titolare, sono inspiegabili se non riconducibili a del vandalismo. La signora Buono e il marito sono piuttosto disperati perché è stata danneggiata la saracinesca, sono esplosi alcuni vetri delle vetrine interne, cioè dove si espongono i beni pronti da vendere, le bacheche, non mi viene il termine, ma insomma ci sono diversi danni da sistemare, ci sono fari esterni che ora stanno pericolosamente pencolando dal soffitto esterno, dalla balaustra esterna del locale. Tutto è fermo, fino a poco fa loro erano qui, ora hanno chiuso tutto e se ne sono andati perché hanno già ricevuto la visita dei periti. Non hanno saputo spiegare nemmeno a me in intervista chi e perché possa avercela avuta con loro questa mattina, procurando danni per migliaia di euro in un momento in cui già la ristorazione e i bar hanno delle norme piuttosto ferree da rispettare, degli orari precisi da rispettare. La signora Buono faceva notare, a noi chiedono orari precisi fino alle 5, possiamo aprire solo dalle 5 perché alle 5:30 o più o meno erano in strada a fare danni. Ecco Guido, stiamo vedendo anche le immagini che tu ci hai inviato del bar degli Osei, perché appunto non è l'unico locale preso di mira nella notte. No, è proprio così. A poca distanza, da distanza di una breve passeggiata in Piazza della Frutta, lo storico bar degli Osei ha subito invece anche lì un piccolo attentato incendiario, diciamo così, perché ha interessato 3 ombrelloni, quindi anche lì la spesa è piuttosto ingente. 3 ombrelloni che sono già stati buttati via dai vigili del fuoco. È stata annerita, come forse vedete nelle immagini, una colonna, una grondaia di quelle che fanno parte appunto del Palazzo della Ragione, perché il bar di Osei si trova al piano terra, lato esterno del Palazzo della Ragione, e anche lì i gestori sono preoccupati e anche loro non si sanno spiegare perché il loro esercizio possa essere stato preso di mira per questo e aver subito un danno appunto di alcune migliaia di euro per i 3 ombrelloni da buttare via, già buttati via. Altro piccolo episodio si è avverato poi a metà strada tra i 2 bar di cui abbiamo parlato, in piazza Cavour. Questi vandali se la sono presa con alcuni rifiuti di un cantiere edile che sta restaurando la porzione di un antico fabbricato del centro storico, incendiando appunto cartoni. Hanno così bruciato anche una delle protezioni del cantiere e le fiamme hanno miracolosamente salvato le sedie e i tavoli di un ristorante pizzeria che si affaccia sulla piazza e che probabilmente stanotte poi erano state accatastate ieri sera e che per fortuna, ma proprio veramente per un miracolo, non sono andate a fuoco.
Allora indaga la squadra mobile, poi insomma questa sera ci racconterete se ci saranno stati degli sviluppi. Anche i carabinieri sono al lavoro per vedere. Purtroppo nella zona del bar centrale le telecamere pubbliche sono, perlomeno quelle private, di altri esercizi pubblici di negozi, sono molto lontane. Sarà secondo me piuttosto difficile che si possa risalire, però insomma lasciamo fare il mestiere a chi lo sa fare, di indagare. Grazie al nostro Guido Barbato, buon lavoro ovviamente, so che da questa mattina che sei in centro per fare immagini, insomma ascoltare le persone e capire un po' insomma anche qual è l'atmosfera in questa fase molto delicata per il nostro paese. Grazie Guido, buon lavoro. Allora, intanto noi andiamo avanti, dovremo avere in collegamento Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Sì, eccoci, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Grazie. senta, la nostra regione, il Veneto, si è svegliato con questa notizia, ovvero che si rimane in zona gialla. Non si è passati, come peraltro è accaduto per altre 5 regioni invece d'Italia, alla zona arancione. Allora, com'è la situazione attualmente? Come la state gestendo e quali sono le novità, insomma, che potrebbero riguardare anche il Veneto, che per ora è salvo? C'è un monitoraggio costante dei dati. Vorrei dire che gialla, arancione o rossa non è un gioco a premi, ma è un indicatore oggettivo fatto sulla base dei dati che le stesse regioni forniscono. Il governo ha voluto evitare un blocco generalizzato e quindi ha proposto di dividere il paese in più aree per poter dare in maniera efficace e tempestiva risposte alle diverse aree secondo dei dati che sono presentati. Il Veneto è, sulla base dei parametri che vengono utilizzati, area gialla, così come altre regioni, mentre altre regioni, si è visto, ieri sono passate da gialla ad arancione. Ci vuole il massimo dell'attenzione, il massimo della cautela, collaborazione tra le istituzioni, collaborazione dei cittadini, perché dobbiamo fare ogni sforzo perché il nostro sistema sanitario possa contenere questa onda d'urto e possa in qualche modo, con il distanziamento, con l'evitare gli assembramenti, con l'uso della mascherina, si possa fare in modo che questa situazione non determini anche in Veneto il rischio di dati più alti, quindi il passaggio ad un'altra fascia che aumenterebbe le restrizioni a cui sarebbero vincolati i cittadini. Senta, una buona parte della popolazione in realtà sta già chiedendo di aumentare le restrizioni, perché non so se ha avuto modo di vedere, ma insomma questo weekend le città, i centri storici, ma non solo, la montagna con il Cadore, le spiagge iesolane sono state prese d'assalto e quindi insomma in barba alle norme anti-assembramenti la gente ha scelto, complice anche la bella giornata, di insomma stare un po' all'aperto, e questo ha causato delle situazioni piuttosto allarmanti. Lei ritiene che potrebbero essere da considerare anche delle restrizioni legate a questo, no? Legate agli spostamenti, per evitare che questa situazione si possa ripresentare? Ma guardi, gli assembramenti sono già vietati dalle norme che sono in vigore e ovviamente i dati che vengono raccolti dalle regioni per verificare l'indice di rischio di ogni area e la collocazione nelle poi varie fasce non dipendono dagli assembramenti, ma dipendono da tutti gli altri indici sul sistema sanitario, sul livello di contagio, sui posti letto, sui posti di terapia intensiva. È chiaro che gli assembramenti rischiano di far aumentare questi numeri. Cioè, se noi non limitiamo la diffusione e la circolazione del virus, anche limitando la circolazione e la mobilità delle persone, rischiamo che quegli indici aumentino e che quindi aumenti la restrizione nella nostra regione. Io capisco quei cittadini che dicono ci vogliono comportamenti più responsabili. Noi dobbiamo agire ancora di più nel corso delle prossime ore perché i comportamenti siano davvero responsabili, perché l'uso della mascherina e il distanziamento siano comportamenti collettivi, e dobbiamo anche intervenire per verificare che non ci siano assembramenti. Dipende molto dalla responsabilità di ognuno di noi e dal ruolo che le istituzioni e la comunità scientifica tutte insieme
riescono ad avere. È chiaro che se non si riuscirà a limitare la diffusione del virus, perché aumenterà ancora la mobilità delle persone, è chiaro che dovremo fare altri interventi. Certo. Senta, invece sono arrivati i primi ristori, no? Ne sono arrivati parecchi anche in Veneto, direttamente nell'IBAN, con bonifici fatti dall'Agenzia delle Entrate. Come sta andando? E poi, come seconda domanda, anche se state pensando di allargare la platea dei destinatari, per esempio di tutte quelle attività collaterali che però di fatto dipendono dal lavoro di bar e ristoranti, come non so, i fornitori, le lavanderie, piuttosto che gli agenti di commercio. C'è un piano, insomma, per poter allargare i ristori? Ma intanto sono contento che lei sia testimone del fatto che questi ristori concretamente sono arrivati o stanno arrivando. Immagino che se l'ha detto è perché ne ha concreta testimonianza. E lei si ricorda che nei giorni scorsi, quando abbiamo parlato di questo tema, la incredulità dei cittadini, di coloro che dovevano ricevere, era forte, temevano ritardi, e in questo senso mi pare invece che siamo riusciti a dare una risposta semplice, efficace ed immediata. Con i 2 decreti ristori il governo ha messo in campo 8 miliardi di euro per aiutare quelle categorie che sono state maggiormente penalizzate da queste restrizioni. Arrivano già sul conto corrente, come lei ha detto, ci sono già 211.000 imprese che in questi giorni hanno ricevuto o stanno per ricevere i bonifici. Avevamo detto come tempi metà di novembre, quindi siamo nei tempi. Poi abbiamo approvato un decreto ristori 2, perché la modulazione delle varie zone rosse, la modulazione delle zone in rosse, arancioni e gialle necessitava di aiutare le imprese dei territori che hanno avuto ulteriori misure restrittive, e sono state previste anche una serie ulteriore di interventi. Per esempio viene concesso un bonus di 1.000 euro per l'acquisto di servizi di babysitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività scolastica. Vengono previsti ulteriori congedi straordinari con una retribuzione pari al 50%. Viene previsto il rinvio del secondo acconto dell'IRAS e dell'IRAP per i soggetti a cui si applicano le restrizioni, e il credito d'imposta sugli affitti commerciali, la cancellazione della seconda rata dell'IMU, il sostegno alla filiera agricola, che naturalmente riguarda anche stanno funzionando, insomma, questi interventi stanno funzionando. Quindi diciamo che il governo continuerà a monitorare la situazione e verificherà anche le ripercussioni su altri settori direttamente e duramente colpiti, oltre a quelli che abbiamo detto. Quindi abbiamo detto fin dall'inizio che non può esserci ripresa economica se non c'è tenuta della sicurezza dei cittadini, della loro salute e tenuta del sistema sanitario, ma le 2 cose vanno insieme, e quindi noi continueremo a lavorare in questo modo. Senta, un po' più faticoso invece è il processo per l'arrivo della cassa integrazione, state lavorando anche a questo? Sì, è stato un po' più faticoso nella prima fase, nella quale c'era ancora un'intermediazione diretta che doveva essere svolta dalle regioni. Poi è stato, diciamo, si è reso il meccanismo più fluido. In molti hanno già ricevuto, ma insomma, la gran parte ha ricevuto l'indennità di cassa integrazione. Ci sono ancora dei casi, ma che sono veramente una percentuale ridotta rispetto alla platea che li ha ricevuti, sui quali l'INPS sta facendo ulteriori verifiche con le aziende, e noi stiamo facendo verifiche con l'INPS affinché la situazione si sblocchi il più brevemente possibile, perché non è giusto che, se ci sono i diritti di avere una cassa integrazione, paghino il prezzo i cittadini che ne hanno diritto, i lavoratori che ne hanno diritto, per diciamo lungaggini di carattere burocratico. Ci tengo a precisare che ne abbiamo parlato con lei, che noi abbiamo anche attivato le risorse del fondo SURE europeo, e quindi attiviamo risorse nazionali e risorse europee anche per garantire la cassa integrazione. Senta Martella, so che lei
Tra poco ci deve lasciare, però in ultima battuta una domanda sull'elezione americana gliela voglio fare, nel senso che cosa significa perché anche l'Italia, come l'Europa, adesso si dovrà confrontare con un nuovo presidente degli Stati Uniti, non nell'immediato, probabilmente l'azione legale partirà, ma che cosa significa per il governo italiano doversi confrontare con un'America guidata da un Biden piuttosto che da un Trump? Ma guardi, io penso che si riapra una stagione di dialogo democratico, di rispetto dei diritti civili, di lotta alle diseguaglianze e di lotta alle discriminazioni. E è sempre avvenuto che quello che accade dall'altra parte dell'oceano, nella democrazia più importante del mondo, ha dei riflessi anche di qua dell'Atlantico. E quindi credo che la vittoria di Biden rappresenti, per chi come me si rifà ad un pensiero di tipo democratico, riformista, sicuramente una pagina nuova e delle nuove riflessioni rispetto alle quali anche a livello europeo dovremmo avere la capacità di essere conseguenti. In fondo si dimostra che il sovranismo e il populismo non sono dati una volta per tutti e che la loro vittoria non è inesorabile e che c'è la possibilità invece di costruire un modello più alternativo, più includente, più attento alle persone, con un linguaggio meno aggressivo, con una proposta rivolta agli americani, ma quindi a tutto il mondo, meno negazionista. Certo. Ha visto che Biden la prima cosa che ha detto che farà è quella di nominare una task force antivirus. Ecco, penso che la vittoria di Biden negli Stati Uniti rappresenti un punto molto importante per quel paese di riprendere una leadership nel mondo e per l'Europa e anche per l'Italia di conservare, consolidare dei rapporti transatlantici assolutamente positivi, ma per favorire anche nel nostro paese la costruzione di una pagina nuova e in Europa la costruzione di una stagione nuova, democratica e riformista, in cui non ci sia il sovranismo a farla da padrone. È una battaglia unitaria contro questo benedetto virus. Grazie Andrea Martella, grazie per essere stato con noi in questa puntata dell'edizione straordinaria. Buon lavoro, grazie. Allora noi andiamo subito in pubblicità e poi attenzione, state con noi perché avremo in collegamento una fotografa trevigiana, Elisa Adamo, positiva sintomatica, che ci racconterà la sua esperienza tra pochissimo. 13:20, edizione straordinaria di Antena 3. Allora, come promesso, adesso entriamo nella casa di Elisa Adamo, eccola qui, la vedete collegata. Buongiorno, ciao Elisa. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Elisa è una fotografa trevigiana, fotografa professionista, stava lavorando alla mostra fotografica Scattiamo il cancro. Vi farò vedere dopo alcune foto da lei realizzate, un progetto bellissimo, ambizioso, forte e si è ammalata di Covid. Allora Elisa, la tua testimonianza, perché tu sei molto attiva su Facebook e su Facebook stai raccontando la tua esperienza e tu hai definito il Covid un virus subdolo. Perché? Ho definito subdolo appunto questo virus perché ti inganna fin dall'inizio. Personalmente mi è successo che appunto mi sono recata in dogana perché avevo un po' di male alle ossa, eccetera, e mi incammino appunto per fare la coda, faccio il tampone e mezz'ora dopo vengo richiamata immediatamente, guardi che lei è positiva, torni qua. E quindi sono tornata appunto a rifare il tampone molecolare e non era ancora arrivata la risposta del molecolare, che io ho iniziato a peggiorare immediatamente. Avevo appena fatto tempo stupidamente a dirmi, beh, insomma, è tutto qua. E quando le gambe hanno iniziato a cedere, i polmoni, scusatemi, i polmoni hanno iniziato a far male, questa fame d'aria, questo
questo insomma spossatezza a dir poco generale, perché non si riusciva non riuscivo neanche a stare in piedi, insomma. Quindi i E sintomi oggi sono partiti blandi per poi esplodere così da un momento all'altro. assolutamente sì, è quello che dico a tutti, soprattutto ai giovani, e ci tengo veramente. Io sono giovane, però quello che mi sta capitando e quello che sta capitando a tutta la mia famiglia non voglio che succeda più, e anche perché veramente noi possiamo fare tanto. Evitare gli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, ma soprattutto indossare la mascherina e non abbassare la guardia, soprattutto con i propri cari, perché è proprio lì che questo virus, appunto subdolo, si insinua. Si è ammalata la tua famiglia? Purtroppo sì, la situazione è abbastanza complessa perché a casa mia mio marito è positivo, anche lui inizialmente era asintomatico e anche con lui, ripeto, stupidamente ci siamo fatti anche una mezza risatina dicendo bene, abbiamo una settimana di ferie. E invece poi la situazione è precipitata perché febbre a 39,5, insomma si è alzata la febbre, anche lui difficoltà comunque a gestirsi, a stare in piedi, e poi da lui ho le mie figlie, che una ha 2 anni e l'altra ha 3 anni e mezzo, una positiva e una negativa, sono con noi in quarantena e è difficile anche per loro, insomma, questa situazione. Senti, Mia come mamma. stanno le bambine? Come Eh, stanno? penso che tutte le mamme in ascolto possano capire, perché già quando insomma stanno bene, tenerle a casa, Mm, per noi genitori è difficile. mm. E in questa situazione in cui sia io scusate, che mio marito facciamo molta fatica a stare proprio in piedi, a prenderci cura anche di noi stessi, penso che possiate capire la Senti, un situazione. altro messaggio che hai mandato, Elisa, è questo: non andate in pronto soccorso, non andate in ospedale. Assolutamente, assolutamente, io non mi vergogno a dirlo, ho fatto un errore presa dal panico e vorrei che nessuno lo facesse come me, perché appunto ieri ho chiamato, avendo anche altri due cari in ospedale, tutti e due ricoverati appunto con la polmonite da Covid, ho fatto l'errore, vedendo mio marito preso in quelle condizioni, di chiamare l'ambulanza. L'ambulanza è venuta, sono stati super professionali e assolutamente disponibilissimi, l'hanno portato in pronto soccorso, ma lì abbiamo capito di aver fatto l'errore, perché là c'è veramente gente che sta ancora peggio e ha assolutamente bisogno di avere la precedenza. La situazione è già tragica in pronto soccorso e in ospedale. Senti, voi vi state monitorando allora con il saturimetro, c'è una foto tua su Facebook che fa vedere proprio come tu ti stai controllando, come siete seguiti a casa? Siamo seguiti dai nostri medici di base, Mm. quindi faccio, ecco, un appello anche a tutti coloro che ci stanno sentendo. Assolutamente, in caso di positività contattate il vostro medico di base, che vi darà comunque tutte le indicazioni. Non andiamo a affollare il pronto soccorso, perché la situazione è già abbastanza tragica e i medici di base sono assolutamente istruiti per poter far fronte a questa emergenza e assolutamente indicarci in che momento sia meglio effettivamente ricorrere all'ambulanza. Ascolta Elisa, ti teniamo ancora 2 minuti, poi davvero ti lasciamo insomma, al tuo riposo, però è una cosa interessante, tu dici strano che sia capitato proprio a me, che sono sempre stata così attenta. Ti sei chiesta, hai immaginato dove tu possa aver contratto il coronavirus? Come possa essere successa una cosa del genere? Abbassando la guardia con i propri cari. Mm. Nel senso che io ho in famiglia
io stessa comunque lavoro con il pubblico. Io ho un'attenzione particolare perché mi occupo appunto di fotografia sociale, quindi ho a che fare con disabilità, ho a che fare con donne chemioterapiche, quindi insomma di sicuro non posso averlo preso, nel senso che il mio atteggiamento è sempre stato molto ligio per rispetto appunto delle persone che frequento. E probabilmente c'è stato un abbassamento di guardia in un'altra fase, diciamo, non da parte mia, ma che purtroppo è successo lavorando col pubblico, e perché c'è sicuramente qualche asintomatico fuori e quindi ci siamo trovati con la mia famiglia e là abbiamo fatto l'altro grosso errore, che è quello di dire tanto ci vogliamo tutti bene, siamo tutta una bella famiglia, e lì abbiamo sicuramente abbassato la guardia togliendo la mascherina. Senti Elisa, io faccio vedere, noi stiamo attendendo l'arrivo del presidente Zaia in questo momento, quindi poi sai ti dovremmo lasciare, ma ti lasciamo anche riposare. Volevo chiedere alla regia se può far vedere, eccole qua, sono le foto che tu hai scattato per la campagna Scattiamo il cancro, no? Questo progetto molto forte, no? che vuole insomma, raccontare la verità e dare anche la possibilità a chi sta affrontando la malattia e chi sta lottando contro la malattia di non avere paura, non doversi nascondere, no? Di potersi sentire tale quale gli altri. Ecco, come continuerai, ecco, stiamo facendo vedere le foto, come nasce il progetto e adesso appunto come hai intenzione di gestirlo? C'è una mostra a Martellago, se ci racconti cosa farai ora? Sì, allora dunque sono state a Martellago c'è stata l'esposizione, poi c'è stata l'esposizione a Mestre. Purtroppo la situazione appunto col Covid e l'ultimo DPCM ovviamente ci ha bloccato diciamo, e adesso io sinceramente penso un attimo al mio recupero, continuando comunque a testimoniare quello che accade. Quindi ripeto, la prima cosa che ho pensato quando ho deciso di metterci la faccia anche in questa lotta è stata proprio le mie donne che per prime hanno avuto il coraggio di mostrarsi nella loro fragilità e nella loro forza. E questo per me è importantissimo e è per questo che ho deciso anche in questa lotta col Covid di metterci la faccia e far vedere quello che succede e aiutare anche le altre persone a capire che non è un gioco, che è una cosa che sta accadendo, ma che noi veramente indossando una mascherina e rispettando le norme che ci sono state dettate possiamo sconfiggerlo. È una battaglia che possiamo vincere assieme. Grazie Elisa, grazie mille anche Grazie per il tuo messaggio che proviamo anche noi a far veicolare con chi ci segue. Grazie, ovviamente in bocca al lupo a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, buona giornata. Ecco, avete sentito, lei è Elisa Adamo, fotografa professionista, questo è quello che è accaduto, avete sentito il messaggio fortissimo, non abbassate la guardia, perché poi giustamente quando ci si trova in famiglia si abbassa la guardia e ci si toglie la mascherina, perché ovviamente si è assieme. Allora noi intanto stiamo attendendo l'arrivo del presidente Zaia. Intanto io nell'attesa vi do questa comunicazione, ovvero che oggi alle 15:45 i sindaci incontreranno l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Perché? Perché alla luce di quello che è accaduto questo weekend, dove i centri storici delle città sono stati presi d'assalto, ve li abbiamo fatti vedere con svariate immagini, ma non solo, anche le spiagge e poi le montagne con i rifugi in alta quota, il Montello, il Cansiglio, piuttosto che il Cadore. E allora è arrivato il momento probabilmente di prendere dei provvedimenti, questo è anche quello che ha chiesto la gente. Allora oggi c'è un incontro con l'assessore alla sanità e tutti i sindaci del territorio per capire di impostare una tipologia di restrizioni importanti in modo da evitare che cose di questo tipo possano succedere. La bella stagione, la gente che comunque ha bisogno di fare una passeggiata, ma anche ha bisogno probabilmente
di svagarsi, e quindi gli assembramenti che sono stati creati in questo weekend sono stati evidenti sotto gli occhi di tutti. Le forze dell'ordine hanno controllato, sono state levate alcune sanzioni, ma sicuramente alcune situazioni sono sfuggite di mano. E allora forse proprio di questo ci parlerà oggi il presidente Zaia. Ne ha parlato ieri durante la puntata di Ring condotta da Ferdinando Avarino, il presidente dell'ANCI Veneto, nonché sindaco di Treviso Mario Conte, che ha detto stiamo ipotizzando delle restrizioni. Ecco, è arrivato il presidente, allora sentiamo che cosa ci dice. Buongiorno. Passerei, sì, intanto buongiorno a tutti, ben trovati. Abbiamo due comunicazioni, un paio di comunicazioni. La Sole Lanzarin non c'è perché è in commissione. Sapete che in commissione abbiamo la famosa partita dell'applicazione, della nuova applicazione di biosorveglianza, che è il problema della privacy, quindi da risolvere con una legge che faremo venerdì. Passerei al bollettino velocissimamente. Totale dei tamponi 2.479.307. Positivi sono, dall'inizio di questa crisi, dal 21 febbraio, sono 84.255 e abbiamo avuto nelle ultime 24 ore 2.763 positivi in più. Ricordo sempre che quando parliamo di positivi parliamo di cittadini che nella stragrande maggioranza dei casi non sviluppano malattia. Se avessimo 2.700 persone che automaticamente vanno in ospedale avremmo già chiuso da un bel po'. Positivi di oggi, cioè in questo momento in Veneto ci sono 50.250 positivi. In isolamento ci sono 16.034 persone, più 923 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono di fatto, per non usare il numero, usiamo un numero tondo, sono ormai 1.700, 1.696 sono 1.700, più 116. Terapie intensive 210, più 7. Totale dei morti 2.643, più 48. Sì, qua pesano anche i pazienti di case di riposo. I dimessi sono 5.260. Vabbè, stamattina abbiamo fatto come al solito le riunioni e stiamo allargando e purtroppo stiamo colonizzando posti non Covid a favore dei Covid, e questo è quello che dicevamo già nelle settimane scorse. Noi cittadini capiscano che purtroppo il paziente Covid ha bisogno non solo di un letto ospedaliero, ma ha bisogno di cure intensive e anche di assistenza complicata e intensiva, e proprio per questo motivo, diciamo, la sofferenza che abbiamo negli ospedali non è tanto quella di trovare il letto, ma è quella di avere, diciamo, team che poi curano questi pazienti. Continuiamo a garantire cure ai pazienti ordinari. Domani vi porterò il dato dei pazienti ordinari non Covid negli ospedali, e rispetto ai 17.500 posti che abbiamo. È pur vero che in questo momento abbiamo, come avete visto, poco più di 200 terapie intensive Covid e 319 non Covid, come da dato che vi ho dato anche ieri. La preoccupazione che resta è quella che vi ho detto ieri, non è tanto quella diciamo ospedaliera, perché l'ospedaliera la stiamo vigilando con non poche difficoltà, con tensione, però in questo momento non vi dico che non siamo in grado di curare i cittadini ammalati, noi siamo assolutamente in grado di curarli, siamo in grado di prenderli in carico nei nostri reparti, però è pur vero che a macchia d'olio stiamo espandendo la nostra capacità di ricovero e di cura,
tanto è vero che vi informo che già su Treviso si valuta l'apertura di uno dei 5 ospedali dismessi, il famoso ospedale di Valdobbiadene. Voi sapete che abbiamo 5 ospedali che hanno 740 posti in totale, ovviamente non per cure ma per avere quella valvola di sfogo per pazienti ormai guariti che hanno bisogno ancora magari di una permanenza di qualche giorno in una struttura protetta prima di tornare a casa per tutta una serie di motivazioni. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho detto esattamente quello che ho detto a voi, quindi ho ringraziato per l'interesse, ho parlato anche lungamente della situazione, ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti, e lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Mi sto coordinando con i colleghi anche delle regioni confinanti, sto parlando delle regioni gialle, per redigere delle ordinanze che siano sostanzialmente in linea tra di loro rispetto a una serie di misure restrittive che non sono coercitive, sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi in questo momento ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Ogni nostro comportamento non consono è un comportamento che crea qualche problema in ospedale. Spesso i cittadini ci dicono: beh, alla fin fine cosa ho fatto di male? Sono andato a sedermi su un tavolo all'aria aperta, era possibile per legge, eravamo in 4 ed era concesso per legge, mi sono tolto la mascherina perché per legge posso togliermi la mascherina per bere, e i bar sono aperti fino alle 6 di sera, per cui per legge non ero fuori legge. Però è pur vero che bisogna usare un po' di senso civico, perché se il per legge è consentito finisce che ti ritrovi in mezzo a un ammassamento di persone, un assembramento, vorrei ricordare anche che per legge si invita a non creare assembramenti. Questo è il vero grande tema, il tema degli assembramenti, è il tema sul quale lavoreremo con l'ordinanza che stiamo già abbozzando, che è la volontà di fare in modo di venirne fuori velocemente da questa vicenda. Allora, l'area gialla non è un gioco a premi, l'ho detto già ieri sera, non è un gioco a premi e non abbiamo vinto proprio nulla. Non è neanche una classifica tra i migliori e i peggiori, non è neanche una classifica che identifica i migliori e i peggiori, è semplicemente un contesto nel quale possiamo dire che noi abbiamo oggi questo riconoscimento. Cerchiamo di guadagnarsela fino in fondo questa area gialla, e vi ricordo che non è scritta sul marmo, non è scolpita sulla pietra, non c'è nulla di così certo, e l'area gialla non è che prevede l'area arancione, può prevedere direttamente l'area rossa anche un lockdown se non funziona. E quindi la mia inquietudine è che qualcuno non interpreti questo grande lavoro che è stato fatto come l'occasione per dire: se siamo gialli vuol dire che possiamo far festa alla faccia di quelli che hanno altri colori, e non è così, non abbiamo vinto nulla. E anzi, posso dire, le raccomandazioni sono sempre forti rispetto al fatto che se da un lato negli ospedali comunque si contiene e si gestisce bene la partita del virus, è altrettanto vero che socialmente, non per colpa della comunità, perché la stragrande maggioranza della comunità ha ben chiaro quali siano le regole, però per colpa di qualcuno, magari più irriducibile, magari disattento, magari poco, come si può dire, poco cosciente di cosa sta accadendo, vive questo tema del Covid come il tema di qualcun altro, no? L'ho detto oggi in un'intervista, siamo passati da un modello del noi a un modello dell'io. Abbiamo abbandonato lo stile che avevamo di comunità e di senso di comunità di marzo ad uno stile molto più, diciamo,
di rilassamento, ecco, definiamolo così. Noi abbiamo avuto segnalazioni al di là di fotografiche, insomma le piazze delle città le abbiamo viste tutte strapiene. Non è che sto facendo, come si può dire, ne sto facendo un dramma, ne devo prendere atto. Ma sono state segnalate non dalle forze dell'ordine, dai cittadini. E questo è una roba straordinaria, no? C'è il senso civico della gente che dice attenzione, qua sta succedendo. Ma ci sono arrivate anche immagini dal mare, da sembramenti in spiaggia, da sembramenti da altre parti. Qualcuno ha detto ma l'estate di San Martino, sì, ma sto anno ha il Covid l'estate di San Martino, c'è una piccola particolarità, è la prima estate di San Martino con il Covid. Vi ricordo che l'anno scorso a quest'ora, l'estate di San Martino, non esisteva il Covid, non sapevamo neanche che cos'era una mascherina, e quindi è questa la novità nell'estate di San Martino. E poi immagini che abbiamo avuto, che so, dalle passeggiate di intere schiere di gruppi nei colli piuttosto che nel Montello, e ci è arrivato di tutto, e spesso rigorosamente senza mascherina, perché all'aria aperta se vai a passeggiare non serve la mascherina. Beh, insomma, è tutto da discutere questo, nel senso che non è che è proprio insindacabile questa posizione. All'aria aperta puoi non portarla se sei da solo, ma nel momento in cui vai a passeggiare dove c'è uno struscio naturale rispetto a alcuni percorsi che sono iperbattuti, la mascherina devi sempre avere indosso e non con te. Vabbè, questi discorsi li risolveremo eventualmente con l'ordinanza. Io dico semplicemente che faccio appello ai cittadini, perché ormai, diciamo, il lavoro di squadra ne è venuto fuori. Un sacrificio lo devo chiedere un sacrificio a tutti, che non è un sacrificio immane, di tirare un po' il freno a mano in questo prossimo fine settimana, in questi prossimi giorni, e non rinunciando alle libertà personali, no? La libertà personale è quella di respirare all'aria aperta, figuriamoci, ma di evitare assembramenti, di evitare di fare le cene della scuola, degli ex compagni di scuola che non vedi più da 10 anni, che non sono né conviventi né parenti né niente, sono gente che dal punto di vista clinico e sanitario potrebbe essere assolutamente portatrice di brutte novità. Evitiamo di fare, diciamo, rimpatriate non utili in questo momento, no? Al ristorante andateci, per carità, mandateci con le persone che frequentate comunemente e con le quali comunque rappresentate una comunità sanitaria, in particolar modo parlo dei conviventi, dei parenti stretti. Rispettate le regole. Guardate che i sanitari ci dicono tutto il giorno mascherina, igiene delle mani e distanziamento, mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Questo è quello che dobbiamo fare. Dateci una mano, perché noi oltre un certo limite con gli ospedali non riusciamo ad andare. Non l'abbiamo raggiunto quel limite, però nel frattempo dobbiamo dismettere attività ospedaliere che erano dedicate non alle urgenze, ma a persone che comunque avevano necessità di avere delle prestazioni. Pensate a tutto il tema degli anziani, delle cataratte, pensate a tutto il tema della protesica, le anche, le ginocchia, pensate a tutto il tema della chirurgia d'elezione, cioè vuol dire della chirurgia che tu programmi perché non è una roba urgente. Non si dica però che in Veneto non si danno risposte per le urgenze, per gli oncologici, per i pediatrici, per tutta una serie di prestazioni che facciamo, per gli psichiatrici, ne abbiamo parlato anche stamattina, e per i trapianti. Allora, se il tuo comportamento non lo vuoi ricondurre al fatto che comunque il mio comportamento poco compatibile non darà vita a qualche contagio, almeno fatti una ragione e di che il mio comportamento poco compatibile sicuramente farà trovare qualche letto in meno in ospedale per chi ne ha bisogno, questo sì. E quel letto in meno non necessariamente avrà difficoltà a trovarlo un malato di Covid, potrebbe essere un tuo parente che ha bisogno di una cura e deve attendere perché quella cura non riusciamo a fornirla, perché comunque i Covid stanno pesando e pesano molto. Oggi abbiamo approvato in Giunta un protocollo innovativo, è una grande novità, che io ho voluto con forza perché da più di un mese che ne avevo parlato ancora la prima volta con Mantoan, che è quello del nuovo protocollo di cura domiciliare. Ringrazio la Commissione che ha lavorato, ve la faccio breve, poi ve lo diamo.
oggi pomeriggio l'assessore Lanzarini incontrerà anche i medici per un passaggio anche con i medici di base, ci mancherebbe, ma è un protocollo che vuole pensare a una cura di quei pazienti che comunque non hanno necessità di cure ospedaliere. Guardate, la nostra forza anche nel primo ciclo, nella prima ondata di marzo, è stata quella di non aver ospedalizzato tutti, di non aver subito portato al collasso la sanità, e questo merito della medicina del territorio, delle cure territoriali, dei medici di base, insomma di tutti coloro che hanno lavorato. Cito anche i medici di base, che sembra che io sia il più grande nemico dei medici di base. In questo paese, a dire le verità, diventi nemico dei medici di base, che voglio ricordarvi sempre che 650 medici di base volontariamente hanno fatto i tamponi gratis per la comunità. Adesso con il contratto che hanno firmato ne abbiamo circa il 40% che stanno facendo i tamponi, dobbiamo arrivare al 100%, e chi non li fa vuol dire che ha delle motivazioni, o ha motivazioni valide oppure non rispetta il contratto. Però al di là di questo noi abbiamo capito che la vera sfida è questa. Quali sono le novità? Ve la faccio breve, inutile che sto qua a spiegarvi, perché da lì siamo partiti. Il 70% di coloro che si presentano a pronto soccorso tornano a casa. Abbiamo capito che la stragrande maggioranza di chi fa il Covid, molti di voi lo sanno, avranno avuto parenti, amici, qualcuno che se l'è fatto, comunque magari da uno stato febbrile, dal mal di gola, la tosse molto spesso, ma a casa comunque la stragrande maggioranza riesce a curarsi. E allora ci abbiamo messo quel quid in più, sì le terapie domiciliari, sì i protocolli di terapia, per questo abbiamo coinvolto i nostri clinici, ma ci abbiamo messo una novità. C'è la consegna dei saturimetri e l'ossigenoterapia a domicilio. Ciò vuol dire che se tu hai l'ansia, perché dici sono positivo, ho anche un po' di sintomi, sono paucisintomatico, però ho letto che dopo ti sparisce il fiato e finisce che ti lasciamo il saturimetro, c'è un protocollo, dirai al tuo medico, col portale di biosorveglianza ovviamente ce lo scrivi, il livello di saturazione del tuo sangue, e quindi riusciamo a seguirti, accompagnarti, e tu non hai anche quella pressione psicologica. Questa è una grande novità. L'azienda Zero ne sta comprando penso ormai 100.000 di questi saturimetri, perché ci siamo messi di buona lena, ne stiamo già consegnando tramite i medici di base, dove le ULSS ne hanno in casa li consegniamo, e questi saranno degli elementi che ci permetteranno anche di fare una sorta di telemedicina, no? Pensate, mettere nelle condizioni il medico di base di avere la possibilità di sentire il suo paziente al telefono e dire oggi hai fatto avete presente quando si misura la pressione? Lo spieghiamo ai cittadini che il medico ti dice misurate la pressione 4 volte al giorno e segnatelo su un foglietto, ti misurerai la saturazione del sangue, che non è invasiva, è uno strumentino che si appende, si appiccica come una molletta dello stand di biancheria a un dito e ti dà subito il dato. Le misurerai e dirai al tuo medico guarda io sono sempre 92, 93, 94 e va bene, se scendi sotto allora comincia a esserci il primo allarme, dopodiché il medico può decidere guarda io 88, 89, preferisco che tu vada in ospedale, e lì ci sarà l'eventuale intervento con l'ospedale. Questo ci permette anche di togliere tanta ansia a molti pazienti che sono in casa, che non sanno nulla della loro condizione reale, e il saturimetro è uno di questi elementi. Dall'altro l'ossigenoterapia, per quanto possibile, per quanto praticabile, portando le bombole d'ossigeno per chi ad esempio ha bisogno di sostegno per qualche giorno con la mascherina dell'ossigeno, tutto qua. E poi i protocolli con le cure e tutto quello che sapete. Stiamo andando avanti col plasma iperimmune e abbiamo una buona campagna di reclutamento di pazienti. Se c'è qualcuno che mi ascolta che ha avuto il Covid e se l'è curato a casa, se gradisce donare il sangue per le cure, può contattare direttamente il centro trasfusionale della sua ULSS e mettersi a disposizione. Verrà quindi fatta una titolazione del titolo anticorpale, quindi capire intanto quanti anticorpi ha come percentuale e quindi quanto buono sarebbe quel plasma. Dopodiché verranno prelevati 600 grammi di sangue e da lì si faranno 3 sacche, o meglio 3 infusioni possibili, cioè diciamo 3 sacche per 3 possibili infusioni di plasma iperimmune, che peraltro noi somministriamo
Non l'abbiamo finito, ecco, anche qui qualcuno dice ma voi avete finito le immunoglobuline, no? Gli anticorpi, il plasma iperimmune, chiamatelo come volete. E non l'abbiamo finito, è ovvio che la banca del plasma che abbiamo realizzato è una banca che ci impegna non poco, ma ha avuto un problema, che quest'estate non ha avuto più pazienti, non avendo avuto pazienti Covid, non abbiamo avuto donatori. E quindi adesso stiamo riprendendo il tema dei pazienti proprio perché abbiamo dei donatori, perché abbiamo i nuovi pazienti. Io non avrei altro da aggiungere, poi lascio la parola all'assessore Lanzarin per le cure domiciliari. Devo spiegare la storia del saturimetro, dell'ossigenoterapia e dopo... Allora, ovviamente Tosato. Ok. Buongiorno Presidente. Ciao. Intanto una cosa che riguarda appunto la conferma della classificazione gialla al Veneto. È corretto affermare che un elemento determinante nella conferma del livello giallo è stato quello del tasso di occupazione molto modesto delle terapie intensive Covid? Nel senso che vengono valutate, diciamo, alla fine viene valutata una situazione generale dove c'è occupazione, pressione ospedaliera in generale, capacità di ulteriore presa in carico, l'RCT, che cos'è? 1,56, 46, 1,56, quindi tutta una serie di fattori che ti dà una foto di una regione, insomma, che non è che è presa male. Poi ci vuole anche una dose di buona fortuna, sempre nelle robe, perché capite che stiamo parlando di un virus, cioè qui di misurabile c'è poco, però è altrettanto vero che l'organizzazione sanitaria regionale risponde. E lo vedete, insomma noi siamo qua tutti i giorni a riunioni e possiamo anche evitare di fare il punto stampa, ma noi comunque siamo qua tutti i giorni a fare programmazione assieme ai nostri dirigenti. Le facevo questa domanda proprio perché, siccome si era diffuso questo dato dell'RT Veneto che è intorno a 1,56, in passato si era detto che oltre l'1,50 c'era una prospettiva. Sì, ma posso dire, è come se stessimo parlando di tagliare il cappello in 4 invece che in 3, cioè dall'1,50 all'1,56 non è che cambia il mondo. Poi devi anche valutare altri parametri. Devo dire che io ho sentito il ministro Speranza ieri sera, l'ho sentito alla fine della giornata, per correttezza non l'ho chiamato prima, ve lo dico per correttezza, ho evitato di star lì, anche perché partendo dal presupposto che se ci fosse stato un cambio di area avrei gradito un confronto, quindi ho evitato di chiamare prima, no? Ho detto mi chiameranno. Mi ha chiamato penso verso le 7:30, una roba del genere, e mi ha detto guarda, quando sono uscite le agenzie peraltro, e mi ha parlato di questa analisi e sicuramente hanno tenuto conto di una, come si può dire, una situazione complessiva, non è che sono andati lì col calibro. La capacità del sistema sanitario, insomma. La capacità del sistema sanitario, di grandi operatori e del modello di organizzazione che noi abbiamo dato. Perché vorrei ricordare che il sistema sanitario è fatto di operatori e di gestione del modello. Guardate che questo modello potrebbe essere diametralmente opposto in base a quello che noi potremmo aver deciso 10 anni fa. Siccome siamo qui da 10 anni, abbiamo le rogne tutte sul groppone, ma abbiamo anche tutti i meriti. Cioè il modello sanitario di oggi è un modello che noi abbiamo costruito in tutti questi anni. Se posso chiedere un'altra cosa, aveva accennato a questo coordinamento con i presidenti di regione delle altre regioni gialle, quindi insomma immagino il Friuli. No, non è un coordinamento, cioè li ho sentiti, anzi mi hanno chiamato entrambi, Friuli ed Emilia Romagna, e io ho confermato, siccome l'avevo già detto, che vorrei fare un'ordinanza che comunque sia, come si può dire, un resumé di quelle delle buone pratiche quantomeno, no? di alcune cose che possiamo fare tutti senza tanti sacrifici, con qualche novità alla quale sto pensando da un bel po', per far sì che poi magari se collimano queste novità
con ordinanze anche di altre regioni, ben venga, se no non succede niente, ma insomma i colleghi sono assolutamente, diciamo, dell'idea di fare in modo che ci sia un provvedimento, diciamo, territoriale che sia per quanto possibile collimante, in maniera tale che poi non ci siano neanche, come si può dire, viaggi da regione a regione, visto considerato che si possono fare area gialla, uno si muove, c'è inutile che noi chiudiamo un centro commerciale e al di là del Po o di là del confine friulano ci sia qualche altro comportamento. L'ordinanza quindi riguarderà centri commerciali, non centri commerciali? No, riguarderà più ambiti. Adesso non vi posso anticipare nulla, l'abbiamo già abbozzata e stamattina ci ha lavorato anche l'avvocato Botteon e la dottoressa Russo, è già abbozzata, sono state fatte delle aggiunte, anche qualche bella novità secondo me, anche di senso civico. Però non mi anticipo nulla e non prendete buchi, state tranquilli. Collega, prego, poi la Marchiori, poi Giacomuzzo, Bonet e Ranzan. Stefano Pitarello, Trepadova. Riguardo appunto ai 100.000 saturimetri, diciamo, dal voto in giunta stamattina a un'applicazione pratica, quanto tempo potrebbe passare? Cioè l'assessore oggi incontra i medici. Qualche giorno, cioè, considerate che i saturimetri non ce li abbiamo tutti, perché abbiamo attivato la ricerca di mercato che non è stata facile, perché poi bisogna anche prendere strumenti che funzionino, che non costino un'esagerazione e che siano semplici, perché è inutile che diamo roba ipertecnologica magari a un anziano che ha necessità semplicemente di vedere un numero e basta, non gliene frega niente di interfacciarlo con l'iPhone, di vederselo stampato sul televisore, o cioè, queste robe qua sì, sono belle, simpatiche, ma a noi non servono. Serve uno che guarda i numeri e basta. Una roba semplice e leggibile per tutti. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Premesso che il collega Tosato ancora una volta ha fatto una delle mie domande, che era quella dell'accordo che potreste fare con le regioni confinanti. Perché non bisogna più farlo intervenire per primo. Ci avevamo provato, Presidente, ma è andata male. Quindi non insisto a chiedere se ci può già anticipare qualcosa in merito. Ecco, brava. Però le voglio chiedere un'altra cosa. Lei si è appellato anche oggi ai cittadini dicendo o vi comportate bene o il rischio di passare di fascia è molto alto. Quindi fondamentalmente stiamo dicendo che adesso veramente la responsabilità è solo in mano ai cittadini, cioè se riescono a capire veramente lo spessore di questo appello, quindi non rifare quello che è successo nello scorso fine settimana, il rischio di passare di fascia non è così elevato? Questo vorrei capire. No, guardate, ci hanno bombardato, se vi ricordate qualche anno fa ci fu un bombardamento di questa frase di De Gasperi, no? Bisogna pensare alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Era scritta dappertutto questa frase, non sembrava che il mondo fosse cambiato. La verità è che c'è ancora gente che va a fare lo spritz. In che senso? È il senso civico. Cioè i cittadini, cioè chi è causa del suo mal pianga se stesso. Io non faccio la predica a nessuno, non sono tutore di nessuno, ognuno è libero, maggiorenne e vaccinato, di fare quello che vuole, però ho un obbligo istituzionale di salvaguardare la salute della gente, del popolo veneto. E questo obbligo mi è dato dalla legge ed è anche un obbligo etico e morale, no? Se ci lasciate, noi non è che veniamo qua perché possiamo anche prendere, tipo, arrangiatevi, gestite sta sanità, fate quello che volete, cioè siamo qua perché comunque ci sentiamo una responsabilità. Oggi la responsabilità che ci sentiamo è quella di dire, cari cittadini, abbiamo l'obbligo morale di dirvi come stanno le robe. Le robe stanno che se non ve ne state un po' tranquilli, a casa, e evitate le grandi riunioni, evitate i grandi assembramenti, portate la mascherina, eccetera, fate le robe fatte bene, ci date una grande mano e salviamo vite. Se no,
Capisco che in maniera infinitesimale uno può dire: ma cosa sta dicendo? Che se io bevo lo spritz muore qualcuno? No, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che insomma tante piccole formiche fanno un grande formicaio poi alla fine, no? Cioè una goccia al giorno fa una stalattite, una goccia al giorno, una goccia dopo l'altra, vediamo dei monumenti che si sono creati col calcare. E noi dobbiamo creare, con un grande lavoro di popolo, una lotta al Covid. Guardate, noi vinciamo contro sta sfida, però bisogna che ci crediamo, e secondo me a marzo ci credevamo tanto di più, forse eravamo più impauriti, era l'ignoto. Dopo, e ovviamente il mondo scientifico ha arricchito la nostra vita con dei dibattiti a volte lunari, dove hanno detto tutto il contrario di tutto, siamo passati tutta l'estate a sentirci dire tutto e il contrario di tutto. Adesso io non biasimo quei cittadini che magari si sono fatti anche convinti che non esiste più il Covid, oppure è un'influenza, oppure chissà che altre robe. Io dico, fidatevi di quello che vi dico, adesso dobbiamo stare attenti, punto e basta. Gli ospedali si stanno riempiendo, i nostri direttori stamattina tutti con lo stesso leitmotiv, cioè siamo veramente con grande pressione perché bisogna trovare letti dopo letti. Cioè quando tu cominci ad avere una trentina di ricoveri a botta, cominci ad avere 30 ricoveri, quasi un reparto in alcuni ospedali. Allora, Presidente, a me viene in mente una frase che lei ha detto molti mesi fa, se non ricordo male, quando si trattava dei 200 metri. Lei ha detto: i veneti sono precisi e vogliono farsi sentir dire le cose precisamente perché più di lì non vanno, questo in sintesi. Allora, le chiedo, se dovessero continuare così, ci saranno notevoli restrizioni, perché a questo punto il rischio è quello proprio di passare di fascia in poco tempo. Sentite, io non posso permettermi che qualcuno fra qualche mese venga a dire che per pigrizia non si sono prese le giuste, decisioni per mettere in sicurezza il territorio. Punto. Ogni tanto vedo i sondaggi, gli esperti di sondaggi che scrivono: ma Zaia prende un sacco di voti perché non decide mai nulla. Vabbè, andate a vedere la storia di quante robe abbiamo deciso, soprattutto loro lo scrivono. E se serve decidiamo. Guardate, i 200 metri da casa, come dici te Ilaria, sono nati in questa regione, l'ordinanza è stata fatta in questa regione e faceva sorridere all'inizio, ma ha funzionato benissimo, perché alla fin fine quello che sgarava faceva 250 metri, 300, ma non 3 chilometri, è quello che ci serviva in quel momento. Infatti la curva ha fatto così, pian piano è andata giù e ne siamo usciti. Direi di non arrivare a quei livelli, ma insomma, dai, siamo tutti maggiorenni e vaccinati, possiamo venirne fuori velocemente. Va bene, grazie. Prego. Tocca a Giacomuzzo, poi Bonet, Vanzan e si è aggiunto Pettenò. Dov'è Curzio? È là in fondo. Ciao. Dietro il muro. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere, ieri aveva accennato ad un incontro con i sindaci, c'è stato? Oggi pomeriggio. Ah, nel pomeriggio, ok, quindi tutto rinviato. Per quanto riguarda invece lo scenario giallo, fonti governative hanno fatto trapelare l'idea del Premier che dal 15 di novembre, se non si vedono miglioramenti, si può passare tutti in zona rossa. Lei ha sentore di questo? Cosa ne pensa? No, non ho sentore di questo, ma non lo trovo neanche improbabile, perché è ovvio che se galoppiamo con questi numeri e si manda in crisi il sistema deve trovare qualcuno che reagisce. Cioè, questa non può essere, capito, l'orchestrina del Titanic che suona mentre il Titanic va sotto. Cioè, evitiamo di ripetere questi errori. Cioè, qua c'è poco da stare lì a mantenere in vita l'orchestrina. Cerchiamo di capire che dobbiamo portare il Titanic in porto sicuro, non deve affondare, siamo nelle condizioni di farlo perché non affonderà, però neanche che qualcuno faccia festa intanto che manovriamo. Poi c'è anche Damiano. E poi c'è Emiliano. Scusa, Emiliano. Bonet, se ti puoi avvicinare un attimo. Ah, sei soddisfatto? Hai già il titolo col Titanic?
Pettenò e poi Emiliano. Scusa Emiliano se non ti avevo visto. Scusa, Lavanzan e Emiliano. Non mi ritengo soddisfatta, Carlo. Presidente, buongiorno. Io insisto invece sull'ordinanza, almeno da quando ci dica quando dovrebbe entrare in vigore. Ma verosimilmente io spero, sottolineo spero, di riuscire a portarvela domani. Se non sarà domani è giovedì, ma non oltre giovedì. E entra in vigore da venerdì. Ok. Nel senso che le prime misure saranno già praticabili dalla mezzanotte di venerdì. Bene, il 15 novembre invece è domenica, cioè 2 giorni dopo l'ordinanza che lei firmerà, probabilmente o da solo con i suoi colleghi. Nel caso in cui il governo centrale si insistesse per tutta l'Italia zona rossa e il Veneto e magari anche qualche altra regione non fosse invece nelle condizioni da avere il rosso, cioè fosse magari ancora giallo oppure con parametri tali ad arrivare almeno a un arancione, lei si opporrebbe? No, cioè, voglio dire, se il Veneto non ha i parametri tali da richiedere il lockdown generalizzato come a Milano e forse oggi anche magari dicono in Campania, non so cosa abbiano deciso per la Campania, cioè lei accetterebbe oppure no, guarda, noi non ci stiamo? Non sono in grado di dirtelo a priori perché da qui a domenica può accadere di tutto da un punto di vista sanitario, cioè valuteremo i dati nel momento in cui ci sarà la proposta, ma non c'è. In questo momento lo escludo comunque, nel senso che escludo che ci sia una proposta così alla volta di domenica, a meno che i dati a livello nazionale non peggiorino al punto tale per cui anche chi va bene rischia comunque suo malgrado di essere coinvolto da sto turbine di contagiati che si muove dappertutto. Però capite, la zona rossa è una limitazione delle libertà personali e delle aggregazioni a 360 gradi, però mantiene vive le attività, quasi tutte le attività. Però c'è un pre-lockdown, vuol dire che ci abbiamo il lockdown a quel punto. Io spero proprio che non si arrivi a quei livelli, bisogna che ci impegniamo tutti. Scusa Alda se ti avevo trascurato, ho finito. Allora Pettenò, se ti avvicini al microfono mi fai una grande cortesia. Lei ha già risposto a delle quesiti che volevo porre, però faccio 2 domande in ogni caso. Col Presidente della Repubblica com'è andata? Cosa è successo? Com'è stata questa chiamata? No, bene, mi ha cercato stamattina e così è stato un saluto e ha voluto avere un po' un punto della situazione, aveva così piacere di sapere come stava andando, era informato sulla nostra area gialla, voleva capire come andava, ma del resto anche durante il primo giro mi ha chiamato più volte, dopo non sempre magari ve l'ho comunicato, però insomma si è sempre tenuto aggiornato personalmente. Questione appunto di possibilità che si arrivi a scelte diverse sulle fasce, ma lei come, perciò sintetizzando, se riesce come al solito a essere sintetico, come definisce queste fasce che attualmente ci sono e l'eventualità che con il dato progressivo dei contagi, si dice che a 20 novembre ci possa essere un picco e a quel punto si crea problemi, come valuta le possibilità che ci sono da un punto di vista regionale e nazionale? Ma guardate, noi abbiamo uno strumento che sono quello delle restrizioni a livello regionale, dopodiché se a livello nazionale, se la situazione precipita, si fa una scelta mutualistica tra le regioni, la valuteremo, nel senso che noi non abbiamo mai scelto le polemiche, prima di tutto viene la salute dei cittadini, ovvio è che non tifiamo per scelte di lockdown o di restrizioni estreme che cominciano a pesare anche sulla vita dei cittadini in maniera importante. Ma le fasce la convincono quelle che fino adesso... Ma le fasce le abbiamo approvate noi l'11 mi sembra l'8 o l'11 di ottobre in conferenza Stato-Regioni, non sono un'imposizione, solo che le fasce nascevano come elemento di un barra di controllo, definiamola così, poi si sono trasformati in un elemento di classificazione, però insomma l'importante è che ci sia sempre, non dico un contraddittorio, ma un confronto con la regione
puntualmente con la regione che è presa in esame. Questo è fondamentale. Mi pare le ha richiesto ancora Emiliano e poi di nuovo la Giacomuzzo. Presidente, buongiorno, Ciao. buongiorno a tutti voi. Volevo un commento gentilmente sull'attesa insomma, di questo vaccino americano e le chiedo, il salivare, il famoso tampone salivare, potrebbe mutuare il test rapido, insomma il tampone rapido e tutto quello che stiamo utilizzando? A che punto è la sperimentazione da parte del professor Plebani in università? Intanto il professor Plebani sta facendo i salivari molecolari, quindi non rapidi, come screening al personale diciamo, dell'università, e da quello che ne so io l'attendibilità e i risultati sono assolutamente ottimi. La differenza col molecolare nasofaringeo è rappresentata semplicemente dal fatto che il salivare è meno invasivo, lo si capisce da soli, no? Non hai lo stecco che ti entra sulle due narici in gola. Dopodiché c'è un'evoluzione importante invece rispetto al test fai da te, che noi già stiamo testando su Treviso, lo sta facendo il dottor Rigoli che è coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto e che si è specializzato su tutta la diagnostica rapida e su tutte le novità in mercato. Il mondo comunque va verso, cioè è già orientato sul test rapido e sul test antigenico, tant'è vero che Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, cioè il mondo intero va in questa direzione. E ormai esistono caterve di studi che ne dimostrano la validità, e quando il tampone rapido sbaglia, lo si legge già in letteratura, sbaglia perché non becca virus ad alti CT, cioè non becca virus dove le cariche virali sono bassissime e dove ormai la letteratura scientifica dice che sopra un determinato livello non sono neanche più infettanti. Del resto per la ricerca di molti virus c'è una soglia oltre la quale tu non li cerchi più, cioè non è che dici tracce di virus, ti fermi e basta, dici non l'ho trovato, chiuso. Ma così accade anche con le analisi dell'acqua, se pensate, molte analisi che si fanno. Per quanto riguarda il tema del... cosa mi hai chiesto? Del vaccino, ho letto anch'io la notizia, sembra che abbia una validità fino al 90%. Sembra che ci siano ormai già 50 milioni di dosi, da quello che si legge, sembra che l'Italia si sia approvvigionata, si sia accaparata 1.600.000 dosi, sembra che si pensi già a una prima distribuzione a dicembre, ma ho messo un sacco di sembra perché non siamo noi a gestire questa cosa. Immagino che la gestione della distribuzione e della somministrazione avvenga quantomeno partendo dalle categorie più a rischio, no? Cioè, tu dici vado a coprire prima la popolazione che non può proprio permettersi di prendere un virus, gli immunodepressi, le comorbidità, gli anziani eccetera. E dall'altro ricordo che ci sono anche gli anticorpi monoclonali che sembra funzionino, soprattutto nelle fasi precoci della malattia. Io fra l'altro ho avuto anche una videoconferenza con l'amministratore dell'azienda che Eli Lilly si chiama fra l'altro, ho voluto avere delle informazioni che sembra che siano quelli che hanno fornito i famosi monoclonali per Trump. Se non sono i loro, comunque avevo visto un'intervista su Bloomberg del loro presidente mondo, Charles mi sembra che si chiamasse, e ho avuto quindi una videoconferenza, sono stati gentili, dopo 24 ore sono riuscito a farla e ci hanno detto che per loro il monoclonale funziona nelle fasi precoci della malattia, invece nelle fasi dove la malattia è avanzata sembra che non funzioni, siamo ancora in fase sperimentale. Poi c'è il plasma iperimmune che è un'altra frontiera, sembra che siamo gli unici che ci credono fino in fondo, però da noi si somministra e oggettivamente non abbiamo avuto decessi su quel fronte. Poi non voglio dirvi che la correlazione è plasma iperimmune vita, non plasma iperimmune muori, vi dico semplicemente che probabilmente sono stati curati pazienti che non erano così gravi, non ve lo so dire, ma comunque stiamo raccogliendo tutti i dati e alla fine immagino che qualcuno ne farà una pubblicazione. Grazie Presidente. Ancora Cristina Giacomuzzo. E poi lascio la parola all'assessore Lanzarin per le cure domiciliari.
Un'ultima domanda che riguarda il personale. Sì. Fra pochissimo, credo sia già uscito, chiedo conferma, il bando per gli infermieri. Per quanto riguarda i medici, come... 500 posti. Cioè, guardate, noi non abbiamo problemi a far bandi, li facciamo in continuazione. Il vero tema è che dobbiamo anche essere coscienti del fatto che dobbiamo mediare rispetto a uno svuotamento naturale che rischiamo di fare delle case di riposo, perché l'infermiere che è precario in casa di riposo, se si ritrova un bando per il quale sa di essere assunto praticamente automaticamente nel pubblico, voi capite che è difficile che resti dipendente di una cooperativa, passa subito al pubblico, e quindi stiamo sguarnendo le case di riposo, che è l'unica cosa che non vogliamo fare. Tanto è vero che abbiamo chiesto anche per iscritto a Speranza, noi abbiamo 38 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa. Siamo convinti che potremmo utilizzare parte di quei fondi per magari pagare degli straordinari, diciamo, ore extra lavorative. Adesso non vorrei che si aprisse un altro cinema sindacale, però insomma è una roba di buon senso, no? Se qualcuno vuole fare qualche ora in più, è un infermiere, un medico, dopo l'orario lavorativo magari dice, io per X euro all'ora, perché sono già anche stabilite le tariffe, vado in quella casa di riposo e la regione mi dice lì ci sarebbe bisogno di 3 infermieri e 2 ore a sera, una roba del genere. Sembra una roba normale, ma in questo mondo non c'è nulla di normale. Quindi straordinari, poi anche i medici privati sono le due ipotesi che anche come tutte le regioni, mi pare di aver capito, avete proposto. Quello è il contingente. Queste proposte devono passare l'autorizzazione del governo per diventare... Per attingere ai 38 milioni sì, in generale no, ma noi se possiamo assoldare, diciamo, medici lo facciamo senza problemi. Peraltro ho avuto oggi una segnalazione, lo dico, mi starà anche ascoltando la signora che me l'ha fatta, che è una mia paesana, mi dice che hanno dei neolaureati che hanno difficoltà in medicina, se lo volete verificare con gli ordini, hanno difficoltà a iscriversi agli ordini perché dicono almeno se riuscissimo a iscriverci all'ordine potremmo fare almeno i tamponi, no? Ecco, questo è un tema da affrontare. E dei neolaureati giovani dicono che hanno difficoltà a iscriversi agli ordini. Io, guardate, non voglio fare guerra con gli ordini, precisiamo anche questo, mi dicono questo. Magari c'è una giustificazione, c'è una motivazione di legge, però siccome ci arrivano queste segnalazioni approfitto della vostra presenza per dirlo. Questi sono giovani medici neolaureati che me lo segnalano. Passo la parola all'assessore. Grazie. Si può chiedere un dettaglio sui tamponi rapidi, nel senso che Prego. Ieri ci aveva detto che avreste iniziato a caricare i dati sui tamponi rapidi. Ancora oggi non ce li abbiamo, hai ragione. Ho chiesto alla dottoressa Russo, c'è un problema perché adesso stanno interpolando i tamponi rapidi sulla popolazione screenata, perché ci vuole sia il tampone che capire su quanta popolazione. Per dire, i 2 milioni e mezzo di tamponi che abbiamo fatto sono su quasi 1 milione di cittadini, perché non è che facciamo 2 milioni e mezzo di persone, perché molti hanno i 2 o 3 tamponi, no? Quindi noi dobbiamo, da un punto di vista proprio di calcolo epidemiologico, dobbiamo capire quanta è la popolazione e lo stanno caricando questo dato. Ha avuto un'interlocuzione con il Ministro su questo? Sì, ma con il Ministro parlo spesso. E ha riscontrato un atteggiamento favorevole? Rispetto, no, penso che sarà naturale, anche perché il Ministero ha autorizzato l'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening. Sembra che si vada nella direzione anche del non più, sembra, su nostra richiesta, che si vada nella direzione di non aver più la conferma della positività se hai avuto già il tampone rapido che te lo dice, perché è inutile farne un altro perché ti dica che sei positivo. E quindi c'è tutto un movimento che è in piedi e penso che qualche risultato lo portiamo a casa. Grazie. Prego, buon lavoro. Prego, Assessore. Allora, se posso, prima, visto che è appena finita quinta e prima commissione, rispetto ai due provvedimenti che avevamo chiesto d'urgenza, che sono provvedimenti legati all'emergenza Covid, che fossero appunto, passassero il vaglio delle commissioni prima e quinta e che venerdì andranno in aula, quindi venerdì andranno in aula in Consiglio regionale. Uno è quello del risolvere il problema della privacy per quanto riguarda l'app Veneto Zero Covid, e quindi con questo passaggio passato in prima
passato in prima commissione, venerdì in consiglio regionale. Noi andremo ad essere operativi anche con l'app di biosorveglianza sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, e quindi poi potrà entrare in utilizzo, e siccome rientra anche in quelle che sono le cure domiciliari e quindi i protocolli che stiamo portando avanti, quindi è parallela a questa. L'altro provvedimento che avevamo chiesto sempre al Consiglio di avere una corsia preferenziale era quello rispetto a una stortura che si è creata, ne abbiamo parlato spesso, quella degli incentivi che sono stati dati al personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche. Se vi ricordate sono stati già oggetto di delibere di giunta prima degli accordi sindacali sia con la dirigenza sia con il comparto, però se vi ricordate rimanevano fuori i professori universitari che prestano servizio presso le nostre aziende, quindi l'azienda ospedaliera di Padova e l'azienda ospedaliera di Verona, e i specializzandi, che sono quelli che in base al decreto Calabria sono assunti del quarto e il quinto anno. Quindi è passato anche questo provvedimento che prevede quindi la copertura normativa per dare sia ai professori universitari delle due aziende sia agli specializzandi del quarto e quinto anno che sono stati in prima linea come l'altro personale insomma della sanità, delle strutture sanitarie del Veneto, gli incentivi appunto durante il periodo dell'emergenza urgenza. E questi sono i due provvedimenti insomma che sono passati non all'unanimità, ma poi penso insomma sentirete insomma un po' come è stata la discussione, però sono passati e venerdì vanno in consiglio. E per quanto riguarda invece le cure domiciliari, allora oggi abbiamo approvato la delibera che disciplina la presa in carico per quanto riguarda appunto il paziente a domicilio, perché riteniamo che sia importante, l'abbiamo detto, continuiamo a dirlo, che sia sviluppata molto la parte territoriale. Allora, il Veneto, voi sapete, ha già un sistema ben organizzato, ben pianificato, con i distretti, la parte distrettuale, con le cure primarie che ci sono all'interno di ogni distretto e con appunto quella che è la COT, poi la centrale, insomma, la centrale operativa. Con questo protocollo cerchiamo di mettere un po' in ordine, quindi i riferimenti sono la parte distrettuale, i capi distretti con le cure primarie che ci sono in ogni distretto. I soggetti che attueranno questo protocollo sono i medici di medicina generale, i medici di famiglia, le USCA, quindi le unità di continuità assistenziale, e vi do un numero su questo aggiornato: abbiamo 51 USCA, però abbiamo aumentato i numeri di medici, siamo a 320 medici che fanno capo a questi 51 USCA e oggi stanno assistendo 9.500 pazienti a casa le USCA, quindi c'è stato un incremento dal 1° di novembre negli ultimi 10 giorni molto importante. Questo quindi anche a dimostrazione che sono uno strumento importante, che stiamo comunque andando verso la direzione più giusta e più corretta. Quindi questo è l'organigramma su cui si baseranno le cure domiciliari. Come funzionano? Funzionano che c'è la presa in carico appunto del medico di medicina generale, del medico di famiglia, dell'USCA o della continuità assistenziale, quando chiaramente durante le ore notturne o quando non trovano né l'una né l'altra, quindi subentra la continuità assistenziale, prendono in carico il paziente sintomatico, quindi quello che ha sintomi, fornendo delle attrezzature, il Presidente citava prima appunto il saturimetro, fornendo una scheda riepilogrativa rispetto alla misurazione dei parametri che poi viene quindi aggiornata e quindi condivisa anche col medico di famiglia, col medico insomma che segue il paziente a casa, e anche con la possibilità di fornire l'ossigenoterapia. L'ossigenoterapia oggi c'è un PTTA in Regione Veneto ben definito che prevede che l'ossigenoterapia oggi può essere prescritta solo dal pneumologo specialista. Con questo protocollo chiaramente autorizziamo anche i medici di famiglia, le USCA, i medici di continuità assistenziale proprio legate all'emergenza Covid di prescrivere l'ossigenoterapia per un periodo di 60 giorni.
Questo in linea di massima sono i contenuti del protocollo e della delibera che abbiamo approvato. Oggi pomeriggio alle 2:30 ho il tavolo con i medici di famiglia proprio per fare il punto della situazione rispetto all'ultimo accordo, e quindi quello relativo ai tamponi, forniture di tamponi, esecuzione dei tamponi e anche sorveglianza, che loro stanno facendo sorveglianza attiva. Nuovo protocollo per le cure domiciliari su cui abbiamo parlato, e parleremo anche dell'app che, se tutto va bene, insomma, dalla settimana prossima potrebbe entrare in funzione. Allora, no, stavolta ti hanno fregato Bones, Barzan e Tosato ed Emiliano. Assessore, solo una cosa, questo protocollo per le cure domiciliari prevede anche farmaci, c'è un protocollo anche farmacologico? Prevede anche la possibilità che il medico, qualora lo ritenga in base alla sintomatologia, può anche prescrivere i farmaci che sono ritenuti... Sì, sappiamo quali sono, perché c'è tutto un... Ci sono... prevede la terapia della sintomatica al bisogno, paracetamolo, antitussivi, poi abbondante idratazione via orale, eventuale ossigenoterapia, eventuale terapia antibiotica se presenza di sospetta infezione batterica, e adeguata alimentazione. Quindi non ci sono quei farmaci sperimentali di cui si parla, Remdesivir? No, il Remdesivir non è mai stato a domicilio, il Remdesivir può venire prescritto e comunque effettuata solo in ospedale. Non è mai stato a domicilio. Questa cosa, quindi nulla di tutto questo viene somministrato. Ok, grazie. Barzan, Tosato, Emiliano. Assessore, questo nuovo protocollo comporta una spesa a carico della Regione che ammonta a quanto? Non ho la quantificazione della spesa, chiaramente c'è il carico legato alle attrezzature che noi andremo a fornire, e poi anche a quelli che possono essere, stiamo implementando costi del personale, perché la volontà è quella di andare a implementare oltre alle USCA anche gli infermieri dell'ADI, perché gli infermieri dell'ADI, che sono quelli che oggi ci sono in Regione Veneto e si occupano di assistenza domiciliare integrata, sono un altro anello che possono essere di supporto, quindi andremo sicuramente ad implementare queste figure, quindi ci sarà un costo del personale, ma non ho la quantificazione. Ma rispetto all'operazione tamponi, non è che sia previsto un tot a favore di medico, USCA, medico di medicina generale, cioè farà parte dei loro normali compiti. Poi invece devo chiedere cortesemente una spiegazione tecnica. Il bollettino che avete fornito oggi dice che da oggi sono stati inseriti un nuovo algoritmo per quanto riguarda i guariti, che sarebbero 5.602, ma molti da attribuire alle scorse settimane sarebbe un numero molto alto. Io volevo una spiegazione, perché in realtà non è molto diverso da quello di ieri, cioè eravamo anche ieri sui 5.000 rotti. Cioè, cosa prevede questo algoritmo? Su questo dovremmo chiedere alla dottoressa Russo, non le so rispondere. Non lo so. Non è i guariti sono positivi, perché venivano definiti non più positivi dopo 2 tamponi, invece adesso mi pare che da settimana basta un tampone negativo per essere inserito tra i guariti, tra i non più positivi. Sì, però il numero è più o meno analogo a quello di ieri, per cui non capisco qual è la differenza. Ma appunto, quello dei guariti, i guariti sono quelli che sono usciti dall'ospedale, invece qui sto parlando dei positivi. I guariti sono un sottoinsieme dei non più positivi. I guariti sono... Allora, uno può essere positivo, sintomatico o asintomatico, giusto? La maggior parte è asintomatico. Se io dico che uno non è più positivo dopo un tampone anziché 2, ok? E negli ultimi giorni ho aspettato invece il secondo tampone per inserire il dato, sono andato a recuperarmi tutti i dati degli ultimi giorni, quando non avevano più 2 tamponi, ma solo dopo un tampone risultavano negativizzati, ok? Esatto. Fra i negativizzati ci sono anche i guariti, ok? Che sono meno dei negativizzati totali, perché nei negativizzati totali ci sono quelli che sono guariti perché erano sintomatici e quelli che non sono mai stati sintomatici e quindi non
non rientrano tra i guariti, ma semplicemente tra i negativizzati, ma sono sempre stati bene, nel senso che non hanno sviluppato alcun sintomo. Però è solo un diverso sistema di conteggio dei dati che sposta solo di qualche giorno il dato, insomma, alla fine poi il dato torna, solo che prima dovevi aspettare 2 tamponi, adesso ne fai solo uno. Tosato ed Emiliano. Sì, io avevo una domanda per entrambi gli assessori, una riguarda proprio l'assessore Nazzarini, anzi non è neppure una domanda, è un appello dell'associazione Non Vedenti che riguarda i saturimetri. Loro affermano che da tempo li cercano sul mercato, non è facile trovarli, raccomandano attenzione nei loro confronti, se possibile per i non vedenti che necessitano di cure domiciliari, fornire loro dei saturimetri parlanti, cioè vocalizzati, per poterli utilizzare. Ecco, è una categoria che a volte è dimenticata, ma insomma hanno bisogno di aiuto. Questa non è una domanda. No, ma prendiamo nota e vediamo cosa c'è sul mercato, non saprei. E invece all'assessore Bottacin, che mi pare ha coordinato con la Protezione Civile l'opera di riassetto degli ospedali dismessi, di pulizia, di riattivazione degli impianti, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito che si sta valutando la riattivazione di Valdobbiadene. Vorrei sapere se ci sono altre ipotesi di riattivazione di questi ospedali dismessi che, se ho capito bene, serviranno un po' come eventualmente per la fase terminale della convalescenza dei pazienti che stanno già bene e non hanno bisogno di cure particolari. Insomma, se oltre Valdobbiadene si valuta altri interventi. Non lo so chi ha detto il Presidente prima, perché io non ho assistito alla conferenza, no, perché oggi io non ho assistito alla conferenza dei DC. Oggi è emerso con il direttore generale, col direttore generale della ULSS numero 2 che c'è anche questa ipotesi, non nei prossimissimi giorni, ma insomma non si esclude la possibilità dalla prossima settimana, qualora il numero di posti letto occupati continuasse a crescere, di riaprire a tutti gli effetti le porte dell'ex ospedale di Valdobbiadene, appunto per, come giustamente è stato detto, per quei pazienti che non sono nella fase, diciamo, acuta, ma nella fase finale, quindi prima di essere definitivamente dimessi verso casa. L'ospedale di Valdobbiadene è stato uno dei 5 che sono stati riattivati questa primavera, sono pronti per essere utilizzati immediatamente, tanto è vero che quello di Zevio, che è sempre uno dei 5, quando c'è stata l'emergenza ad Albaredo d'Adige dovuta all'incendio della casa di riposo, si trattava di trovare uno spazio per gli ospiti di quella casa di riposo ed è stato riaperto immediatamente quel sito, quello di Zevio, che sta ospitando tuttora quelle persone. Quindi Valdobbiadene è pronto, basta aprire la porta e è a disposizione. In sostituzione di quello di Zevio stiamo lavorando, ci sono 60 volontari all'opera anche oggi presso un blocco che non era più utilizzato dell'ospedale di Noale, però lì non è ancora terminata la fase di riattivazione, sta lavorando. Io credo che se posso, allora non ho partecipato all'incontro con i DG perché ero impegnata con le 2 commissioni, però hanno fatto il focus, perché avevamo concordato prima, sulle strutture intermedie, nel senso adesso spingeremo molto sulle strutture intermedie. Voi sapete che noi abbiamo messo a disposizione 1500 posti di strutture intermedie, quindi vuol dire strutture già
realizzate, attrezzate e con personale, e quindi andremo proprio nella fase di dismissione a utilizzare molto di più queste strutture intermedie. Oggi noi abbiamo fatto una ricognizione con la struttura, abbiamo circa 1500 posti letto, ne stanno creando di più. Probabilmente per quanto riguarda l'USL trevigiana il direttore generale avrà ipotizzato, qualora le strutture intermedie in USL trevigiana programmate non risultassero sufficiente, di poter anche aprire una parte di Valdobbiadene. Però prima andiamo con l'esaurimento dei 1500 posti di strutture intermedie. Sì, ecco, sempre sulla stessa linea, ha anche detto il direttore generale che i 2 ospedali Covid che sono stati individuati all'interno della USL numero 2, quindi Vittorio Veneto e il San Camillo di Treviso, Vittorio Veneto ha ancora quasi la metà dei posti letto per i pazienti Covid a disposizione, non è che siamo in una situazione in cui è pieno, e San Camillo invece è stato aperto da poco, quindi insomma, ha molto spazio, e così come anche gli altri ospedali, insomma, hanno dei posti letto ancora liberi, quindi non è che si ipotizza la riapertura di Valdobbiadene perché tutto il resto è full, è appunto nella parte quella finale per le strutture quelle come dire, che non necessitano di cure per i pazienti, che è stata presa in considerazione questa opportunità, visto che è stata presa in considerazione. Emiliano, microfono. Assessore, buongiorno. Mi colpiva la questione dei pneumologi, che inizialmente erano gli unici autorizzati, insomma, sulla questione dell'ossigenoterapia. Invece adesso le cose cambiano. Le chiedo se c'è margine di rischio oppure no, era solo una vecchia legge, mi passi il termine. Voi sapete che noi abbiamo per molte patologie i PTTA, quindi i piani, insomma, di assistenza specifici, no? Che individuano anche il percorso che il paziente deve fare quando ha una patologia di un certo tipo, e anche da chi viene preso in carico. È chiaro che se uno ha un problema respiratorio non può che essere il pneumologo da cui viene preso in carico e quindi fa le prescrizioni. In questo momento però, siccome i pazienti a domicilio sono assistiti dai medici di medicina generale, dai medici delle USCA, dai medici di continuità assistenziale, abbiamo ritenuto utile, necessario e anche importante, ma soprattutto, insomma, che va nella stessa direzione, che ci siano anche questi medici che possono prescrivere l'ossigenoterapia. A monte di tutto c'è sempre comunque il consulto e la condivisione con gli specialisti che possono essere, fanno capo alle aziende, insomma, di quel territorio, che può essere l'infettivologo, il pneumologo, l'anestesista e quant'altro, insomma. Le chiedo inoltre, se posso, visto l'acquisto importante di saturimetri, 100.000, se anche in ambito appunto di bombole siamo coperti o sì, sarà una carenza breve? Abbiamo già predisposto in tempi non sospetti che l'approvvigionamento sia un approvvigionamento continuo, proprio per dare risposta a tutte le richieste che ci devono essere, che ci potrebbero essere. Posso provare a chiedere un'anticipazione della riunione di oggi pomeriggio? Su quella dei medici o quella dei sindaci? Prima i medici, poi i sindaci. Con i sindaci o quello che si sente di svelare? Non posso anticipare neanche una delle sue, perché finché non le fate. Una alle 2:30 e una alle 16. 15:45, 16. Non ci dice niente, quindi, no. Almeno quella dei sindaci. E invece, se avete finito, do io un'altra comunicazione, visto che è oggetto di delibera di oggi e sempre legata all'emergenza Covid, e penso che sia una comunicazione importante. Oggi ho portato una delibera che dà un contributo straordinario a fondo perduto a tutte le case di riposo. Abbiamo stanziato 12 milioni e 8, quindi insomma cifra importante, che viene suddivisa tra tutte le case di riposo in base al numero dei posti letto accreditati e convenzionati, facendo riferimento, dando appunto anche un valore diverso e maggiore a quelle strutture che hanno avuto dei costi maggiori perché sono state più colpite dalla pandemia e dall'emergenza. Il periodo di riferimento è 1 marzo 31 di ottobre, perché i dati ce li abbiamo oggi, quindi suddivisi in base ai parametri che abbiamo
ricavato dal monitoraggio continuo delle singole strutture è legato appunto a questi due parametri, ossia i posti letto, però i posti letto con un incremento di più in quelle strutture dove c'è stato effettivamente un impatto molto forte. Sono 12 milioni e 800, credo che sia un impegno importante ma anche un contributo importante che va anche a coprire, sappiamo, i costi che hanno sostenuto per DPI, per personale, insomma, oppure comunque per mancate entrate che hanno avuto in questo periodo. Eventualmente qua faremo un comunicato più dettagliato nel pomeriggio, Vi daremo anche tutte le con anche la specifica USL per USL. Adesso vediamo. Bene, con questo chiudiamo, grazie. A voi. Ah no, scusa, c'erano delle domande, no? Pensavo, non ho visto dita su. Come Eccoci, allora avete sentito insomma la lunga conferenza, sono le 14:42 il protocollo per la cura domiciliare, poi i due famosissimi incontri, il primo tra pochissimo con i medici di base, poi quello tanto atteso invece con i sindaci alle 15:45 per capire quali interventi poter adottare sul territorio per cercare di gestire gli assembramenti che di fatto si stanno creando comunque nelle città e soprattutto nei centri storici. A proposito di questo, ieri sera Ring il passaggio del sindaco di Treviso, presidente ANCI Mario Conte, che in qualche modo ha un po' anticipato quello che potrebbe essere l'esito dell'incontro di oggi pomeriggio. Ascoltiamolo assieme. Io credo che se vogliamo ottenere un risultato a livello veneto dobbiamo coordinarci anche in un'eventuale chiusura, perché chiudere Treviso per lasciare aperta Venezia o chiudere Padova per lasciare aperta Vicenza significa semplicemente consentire ai nostri cittadini di andare a fare la passeggiata invece che a Treviso a Vicenza, ma non abbiamo risolto il problema. Più uniformi sono le iniziative e più efficaci sono. Dobbiamo chiedere un sacrificio ulteriore ai nostri cittadini, tenendo conto che sacrificare la passeggiata della domenica piuttosto che l'aperitivo del sabato pomeriggio non è poi un così grande sacrificio. Capisco le attività che devono lavorare, però oggi è fondamentale proteggere la comunità, soprattutto per salvare il Natale. Ricordiamoci che meglio ci comportiamo in questa fase e prima ne usciremo. Così diceva Mario Conte ieri sera a Ring. Vi ricordo che Ring torna anche questa sera 21:15 con Ferdinando Avarino per parlare e discutere insieme agli ospiti di quelle che saranno le decisioni prese nel corso dell'incontro pomeridiano. Allora noi andiamo in pubblicità, tra pochissimo il collegamento con il professor Stefano Allievi, ordinario di sociologia dell'Università di Padova, che potrà commentare e raccontarci proprio quello che il presidente Zaia ha appena detto, che si è passati dalla prima alla seconda ondata da un noi a un io e quindi ad un atteggiamento abbastanza diverso rispetto a quello che abbiamo visto appunto questa primavera. Tra poco. Eccoci ben ritrovati, 13:48. Allora, come promesso, ci colleghiamo subito con il professor Stefano Allievi. So che ha circa un quarto d'ora per noi, dopo deve andare a fare lezioni, quindi l'abbiamo preso un po' per la giacchetta per poter avere una sua testimonianza, no? Allora, professore, ha sentito che cosa ha detto il presidente Zaia? Dalla prima alla seconda ondata è cambiato tutto. Siamo passati da un noi, da questa popolazione che insomma cantava sui balconi, questa unione corale di intenti, a questi atteggiamenti che si sono palesati nel weekend con insomma le persone che hanno fatto un po' quello che volevano, riversandosi nei centri, andando a bere lo spritz e creando un po' ovunque assembramenti. Come la possiamo raccontare sociologicamente questo cambiamento di atteggiamento di fronte allo stesso problema? Beh, in realtà il patriottismo è più semplice quando non c'è ancora un prezzo da pagare, diciamo così, o è apparentemente modesto fare qualche sacrificio rispetto alla mobilità o le attività abituali. Oggi siamo in una situazione obiettivamente molto diversa, perché c'è un pezzo di paese che si è gravemente impoverito
e una quota di popolazione che è vicina alla disperazione. Cioè sono successe 3 cose, io le chiamo le 3G. È aumentata notevolmente la diseguaglianza complessiva del paese rispetto appunto a queste 3G che adesso vado a elencare. La prima è la differenza tra garantiti e non garantiti. Chi ha mantenuto uno stipendio fisso, una pensione, una rendita, affitti o altro, non è stato toccato dalla pandemia e anzi ha guadagnato qualcosa se non altro perché ha risparmiato, ha speso meno. Mentre c'è una fetta di popolazione, persone licenziate o che lo saranno e sanno che lo saranno appena finirà il blocco dei licenziamenti o sono in cassa integrazione, poi moltissimi artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e così via, e anche non solo piccoli, che stanno chiudendo, hanno perso drammaticamente, perché chi è garantito non si accorge che chi non è garantito non solo non guadagna più, ma continua a spendere, perché se affitta un negozio, se ha dipendenti, eccetera, ha le spese che corrono, e corrono anche le tasse, peraltro. La seconda G è quella di genere. Le diseguaglianze di genere hanno fatto un passo indietro gigantesco, non al pre-Covid, ma 10 anni fa. Perché moltissime donne, visto che abbiamo chiuso le scuole e nel primo lockdown anche le materne e le elementari, soprattutto donne, come sempre succede, si sono fatte carico della famiglia e di conseguenza hanno rinunciato al lavoro. I dati ci dicono che le donne hanno perso il lavoro in proporzione maggiore, insomma. Ma soprattutto quelle che erano precarie, quei lavori a metà tra il bianco e il nero, lavori grigi, un po' regolari, un po' no, hanno perso. La terza G, che forse è ancora più clamorosa, se non altro perché è nascosta, la prima si nota molto bene, l'ultima molto meno, è quella tra generazioni. Cioè le diseguaglianze generazionali sono approfondite. Chi ha delle garanzie, quelli della mia età per esempio, ma anche di 10-15 anni più giovani, e chi è già in pensione mantiene tutto quello che ha. I giovani che già entrano più tardi nel mercato del lavoro, fanno magari 2 o 3 anni o più di precariato, di stage, eccetera, quindi si sogneranno, e lo sanno già, delle pensioni come i loro genitori. In più li abbiamo anche caricati di 200 miliardi in più di debito, che non è che non si pagheranno, non è che restano in carico alle generazioni successive. Questa rabbia è aumentata, per cui da un lato c'è semplicemente chi se la vuole godere e esce perché non ha la percezione della gravità del problema, dall'altro però c'è gente che ha già pagato un prezzo, per cui non mi stupisce affatto questo slabbramento, questo sfilacciamento dei rapporti sociali. Secondo lei il fatto di aver diviso l'Italia in varie zone, no, con differenti restrizioni, può aver aiutato l'aumento, il dilagare di queste disuguaglianze? Si è visto anche come le regioni si sono guardate tra di loro, no? Io per fortuna siamo ancora gialli, forse dovremmo andare in arancione perché altrimenti le persone continuano a fare quello che vogliono, cioè è una divisione che sta facendo discutere molto. Sì, ma secondo me ha ragione, ma ha meno a che fare con le diseguaglianze, più con altre 2 cose. Primo, ho la sensazione che le regioni vogliano che gli si tolgano le castagne dal fuoco, cioè se decide il governo benissimo, perché a noi costa decidere il lockdown. E questo fa pugni con le ambizioni autonomiste o comunque semplicemente di controllo regionale, anche di regioni che non hanno mai insistito sull'autonomia. Però se si tratta di fare i bravi e di tenere aperto, sono più contenti, con qualche eccezione. C'è anche qualche regione che chiederebbe di chiudere di più, come sappiamo. E poi però l'altra cosa è alimentato più che le diseguaglianze in sé, l'incattivimento reciproco. Chi è stato colpito di più e dice ma non è giusto, la rabbia, la protesta, anche stupida, perché francamente dal punto di vista razionale, se dobbiamo fermarci in 100 o in 20, conviene in 20 nell'interesse generale, chiunque siano quei 20. E quindi fermare tutti e 100, è un danno poi che paga tutto il paese. Però siccome nessuno vuole tenere il cerino in mano, appunto aumenta questo incattivimento, che si spiega anche questo, ma si giustifica meno della rabbia di cui parlavo prima o della disperazione di cui parlavo prima. Secondo lei serve dare una nuova legittimità alle azioni del governo?
Credo che il governo se la debba conquistare sul campo la legittimità, non può pretenderla gratis, diciamo così. E ci sono stati dei ritardi giganteschi, è inutile nasconderli, delle incapacità, delle impreparazioni in vari settori. L'abbiamo visto anche in settori che avevano una competenza mista, cioè del governo, delle regioni molto e anche degli enti locali, penso ai trasporti, dove non si sono attivati i tavoli che si sarebbero dovuti attivare durante l'estate e così via. Per cui il governo non può pretendere gratis quello che ha avuto gratis in primavera, appunto perché la situazione è cambiata. E come dire, deve mostrare serietà, intelligenza e così via. Allora qualche episodio, diciamo così, di mancanza di serietà e di poca intelligenza, di mancanza di previsione, di ritardi gravissimi in approvvigionamenti, concorsi, eccetera. Questo è accaduto anche in alcune regioni, quindi va detto, però è accaduto anche a livello governativo, un ruolo, non spetta a me dirlo, ma dà impressione da cittadino di un commissario straordinario che non pochi errori li ha fatti, alcune nomine completamente sballate, ma sono, come dire, ripartite a diversi livelli, anche diverse regioni hanno delle responsabilità gravissime. Detto questo, il governo le sue se le deve prendere. Torniamo un po' alla polarizzazione, no? In questa società, torniamo a parlare dei giovanissimi, sono un po' quelli che gli stessi agenti di polizia ci hanno raccontato essere quelli che in più si sono fatti beffa delle norme, no? Quelli che magari vedendo l'agente di polizia o il vigile passeggiare per il centro alzavano la mascherina, poi appena questi giravano l'angolo la abbassavano. Ecco, questo atteggiamento un po' sfrontato rispetto invece a quello di tanti anziani che invece hanno talmente tanta paura da chiudersi in casa. E poi anche come giudica la scelta che hanno fatto alcuni paesi dell'Europa di far fare il lockdown alle persone più anziane, no? Di isolare gli ultraenni per proteggere l'attività produttiva di un paese. Allora, sono tutte e due domande molto interessanti. La prima, io vorrei che mi dessero delle prove che sono di più i giovani a violare, diciamo così, le norme. La mia sensazione personale, che non è una prova neanche quella, che non sia affatto così. Vedo tantissimi anziani che si arrabbiano nelle code, che non mettono la mascherina, la mettono male, che pretendono di passare avanti, eccetera, eccetera. Cioè, non sono affatto convinto, anche perché, come dire, i commentatori sono della mezza età in su. Per cui questo mi insospettisce. Il punto di vista dell'osservatore è viziato anche da questo. È facile dare la colpa ai ragazzi, che peraltro hanno pagato un prezzo enorme per colpa nostra. La chiusura delle scuole, che così a lungo abbiamo fatto solo noi in Europa, ha danneggiato soprattutto loro e li danneggerà nei prossimi anni nell'ingresso al mercato del lavoro. Magari non è per questo che non rispettano le norme, però hanno pagato un prezzo molto più alto in proporzione. E quindi non sono affatto d'accordo. Comunque vedo tantissime persone che sono anche persone più grandi, non i ragazzini magari, ma i 25enni che sono giovani anche loro, che hanno la possibilità di uscire, eccetera, che magari fanno le loro feste private, ma vedo anche tanti adulti che hanno lo stesso atteggiamento di strafottenza, di menefreghismo, di rabbia in consulta e così via. Non facciamoci ingannare solo dalle immagini dei giovani in piazza a Roma, Napoli, eccetera, gestiti da alcuni gruppi politici o magari da Camorra, insomma, o dal tifo calcistico che si organizza in questo modo. Non sono e non rappresentano la maggioranza dei giovani. Per cui questa narrazione che siano i giovani il problema vorrei che mi fosse provata, quantomeno, perché non lo è affatto. E vale quello che dicevo a proposito delle 3G di prima, cioè la percezione della gravità delle diseguaglianze non c'è, anche perché il grosso dei decisori pubblici hanno tutte e tre le G buone, cioè sono maschi e non femmine, sono anziani e non giovani, e sono garantiti e non garantiti. Per cui che decidano questi tre, e l'abbiamo visto benissimo anche all'inizio della pandemia, quando c'era, come dire, l'enfasi era solo sulla salute e basta. Facile per chi ha solo quel problema lì, perché tanto la pensione arriva comunque o cose di questo genere. Più problematico per chi ha anche altri problemi, diciamo così.
Mi sono perso la seconda domanda. La seconda domanda era il fatto di isolare, no, gli anziani per permettere, insomma, alla società di poter andare avanti, questa società produttiva di andare avanti. Sono scelte che fin dall'inizio hanno fatto paesi civilissimi come Israele e altri. Perché effettivamente quelli che corrono più rischi sono loro, quelli che perché hanno già magari altre patologie o altre debolezze strutturali, diciamo così, per cui corrono loro più rischi. La grande maggioranza dei morti, che se ne dica, è degli over 70, over 80 anche, e perché corrono effettivamente più rischi, e sono anche una generazione che ha avuto tantissimo, per cui, come dire, a me sembra di dire che se devono fare dei sacrifici che li facciano, li facciamo tutti, e li stanno facendo i giovani e persino i bambini, inconsapevolmente, ma li fanno anche loro. Per cui se ragionevolmente ci sono delle evidenze per cui è meglio che gli anziani stiano di più a casa, francamente non vedo il problema. L'importante è che ci siano delle strutture che li aiutano, chi gli va a fare la spesa, che non sia solo tutto in mano al volontariato, che ha fatto cose straordinarie da febbraio in avanti, ma non può essere lui a gestire tutto quanto. Senta, in ultimissima battuta, stiamo assistendo a lanci e ANSA quotidiani di esperti che dicono la situazione sta peggiorando, servono restrizioni. Abbiamo visto il passaggio dall'area gialla all'area arancione ieri di 5 regioni. Secondo lei, ovviamente parere personalissimo, ma sarebbe più utile decidere un lockdown totale, bloccare tutto e ripartire piuttosto che andare avanti con questa lenta agonia dell'attenzione, perché altrimenti arriva il lockdown? Anche nella mente, insomma, nell'atteggiamento delle persone. Ecco, questa seconda specificazione forse posso rispondere. Sulla prima non ho le evidenze, la competenza, per cui posso immaginare che utile un lockdown un po' più brutale per qualche settimana, ma molti dicono, non è affatto detto, che però poi se novembre si chiude, dicembre si apre, insomma, per cui non è scontato, per cui capisco anche l'attenzione, perché davvero stiamo giocando con la vita, le risorse di moltissime persone che poi comunque un Natale piacevole non lo faranno in ogni caso, quindi non hanno le risorse per farselo. Sulla seconda sì, effettivamente è vero sempre che di fronte al nemico esterno, percepito davvero come tale, bisogna convincere i cittadini, però è più facile creare unità, anche psicologicamente, cioè si crea e il nemico esterno in questo caso il virus, non è l'aggressore, un altro paese, eccetera, ma funziona anche nelle guerre, ma diciamo questa è una specie di guerra contro un nemico subdolo e invisibile, però sì, in qualche modo psicologicamente potrebbe anche aiutare, se c'è una prospettiva temporale, però cioè se qualcuno si assume la responsabilità di dire chiudiamo tutto per un mese, e però sapendo che dopo vi garantiamo che riapriamo, però se no lo stop and go continuo demoralizza, e allora posso capire perché non abbiano il coraggio di deciderlo. Aggiungo che io non sono sicuro che si debba chiudere tutto, faccio umilmente presente che nella stragrande maggioranza degli altri paesi europei le scuole sono sempre state le ultime a chiudere, in molti casi non hanno chiuso o hanno chiuso per periodi molto molto limitati. Anche ancora una volta per la nostra impreparazione di altre generazioni, per esempio nella gestione dei trasporti più che della scuola in sé, abbiamo fatto pagare il prezzo ai più giovani, e questo ce lo ricorderanno e faranno bene. Grazie professore, la lasciamo alla sua classe. Grazie mille, grazie per essere stato con noi. Stefano Allievi, ordinario di sociologia all'Università di Padova, ma insomma anche scrittore, poi lei collabora anche con le testate nazionali. Grazie per essere stato con noi. Arrivederci, grazie. Arrivederci professore. Allora vediamo se riusciamo subito a collegarci con la nostra Ilaria Marchiori. Eccola lì. Ilaria, buongiorno. A te la linea. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza stampa del governatore Zaia, che oggi ha aperto esattamente come aveva chiuso quella di ieri, ovvero facendo l'ennesimo appello ai cittadini. Dopo quanto aveva detto ieri, che le foto degli assembramenti del fine settimana nelle varie province del Veneto erano a dir poco imbarazzanti, oggi ha rinnovato l'appello ancora una volta
realtà ai cittadini, perché dice: se la nostra sanità sta reggendo ed è pronta, oltre un tot non possiamo andare, e quindi ora la responsabilità è proprio in mano a ogni singolo cittadino. Tra l'altro ha detto di aver ricevuto proprio oggi una telefonata da parte del Capo dello Stato che gli ha chiesto come fosse la situazione in Veneto, e lui gli ha detto praticamente quello che sta dicendo a noi ormai da giorni, in particolare da ieri, ovvero che la situazione sanitaria sta reggendo, che siamo pronti, sappiamo che arriveranno anche le tende riscaldate fuori dagli ospedali, sappiamo che ci sono letti a disposizione, abbiamo la situazione delle terapie intensive sotto controllo, ma la cosa fondamentale ora è che i cittadini si comportino in maniera responsabile, cosa che evidentemente non hanno fatto nel fine settimana. Il governatore poi ha anche annunciato che è stato approvato oggi in giunta un protocollo innovativo, e questo è molto importante, è un protocollo che riguarda le nuove cure domiciliari, questo per quanto si tratta di pazienti positivi, sintomatici, ma che non stanno troppo male. Dunque, siccome, ha detto il Presidente, il 70% di chi si reca al pronto soccorso poi viene comunque mandato a casa con tutte le cure del caso che già conosciamo, ora ha detto in base a questo protocollo ci sarà un'aggiunta, ovvero saranno consegnati proprio dei saturimetri. Chi non lo sapesse, sono quegli oggetti che vengono messi al dito indice o al dito medio per controllare proprio la saturazione, che se rimane entro un certo numero e non lo supera o non è inferiore, tiene sotto controllo quello che è l'andamento appunto della saturazione del sangue, e così anche verrà attivata l'ossigenoterapia per quanto possibile. Un dettaglio importante sull'ossigenoterapia ce l'ha fornito proprio l'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, perché mentre prima poteva essere prescritta solamente dagli pneumologi che avevano in cura il paziente, oggi invece attraverso questo protocollo potrà anche essere disposta dai medici di famiglia che hanno in carica il paziente, dalle USCA che sono al momento 51 e hanno in carica 9.500 pazienti. Dunque questo è molto importante. Un'altra cosa importantissima che ha detto il Presidente Zaia è che stanno discutendo con i governatori delle regioni confinanti, naturalmente fascia gialla, stiamo parlando di Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, alcune azioni da poter sviluppare insieme, che possano essere più o meno uguali, e dunque si sta discutendo di questo, ma il Presidente ha detto che arriverà tra domani e dopodomani con tutta probabilità un'ordinanza che poi entrerà in vigore da venerdì. Questo perché? Perché evidentemente sono necessarie alcune restrizioni da parte della Regione per evitare che quanto accaduto nello scorso fine settimana, ovvero questi assembramenti. Tra l'altro il Presidente ha detto che in questo momento sarebbe importante uno slogan, uno spritz di meno per evitare il lockdown. Lui l'ha detto un po' tra il serio, un po' tra l'ironico, però ha voluto sottolineare che in questo momento se si evita di andare a bere lo spritz e creare assembramento, se si evita di fare le riunioni di classe o di fare cene con più persone, ma si tiene la responsabilità e si cerca di essere prudenti al massimo, è la cosa migliore proprio per evitare che non solo che si passi di fascia, e ha specificato che non è automatico che dalla gialla si vada all'arancione, ma si può passare automaticamente alla rossa, che poi lui stesso ha definito un pre-lockdown ed è quello che nessuno vuole, ha ribadito, ma poi soprattutto per non affollare gli ospedali, quindi le terapie intensive, ed arrivare ad uno stato
di emergenza totale. Dunque questi in sintesi sono i punti. La cosa ultima che vorrei dare come aggiornamento è che si attendono i 2 tavoli che ci saranno oggi pomeriggio, uno alle 14:30 che è con i medici di famiglia per esaminare qual è la situazione attuale anche a livello di tamponi forniti, di come sta andando, e poi tutte le altre questioni da affrontare che riguardano i medici famiglia e paziente. Dunque l'assessore Lanzarin ci sarà e si capirà poi che cosa ne emerge da questa riunione. E poi l'altro tavolo importantissimo che è stato anticipato proprio ieri dal governatore Zaia, che è quello con i sindaci dei capoluoghi per stabilire delle regole che possono essere comuni, a questo punto delle restrizioni, proprio perché si abbia una linea comune e non che ogni sindaco decida per sé che cosa fare nel proprio comune. Dunque questa riunione sarà ulteriormente importante. Naturalmente noi ne verremo a conoscenza o in tarda serata o al più tardi domani nel prossimo punto stampa del governatore Zaia. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Benissimo, grazie Ilaria, a posto, buon lavoro, grazie. Allora, andiamo in pubblicità nell'attesa di collegarci con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco per raccontarvi come la fiera di Vicenza sia stata trasformata in punto tamponi in tempi record. Intanto vi do un aggiornamento, bar incendiati a Padova, questa mattina ci siamo collegati con il nostro Guido Barbato, vi abbiamo fatto vedere i video dei 3 bar incendiati nella notte nella città del Santo, i danni più pesanti al bar centrale di via Zabarella. Allora ci sarebbe un sospettato. In un primo momento le indagini erano orientate verso delle motivazioni legate alle ordinanze restrittive, invece questo tipo di motivazione è stata già scartata dalla squadra mobile che sta stringendo il cerchio pare sul colpevole di questi incendi dolosi. Quindi insomma ecco, almeno da questo punto di vista pare per ora ci sia un sospettato. Andiamo in pubblicità e poi di nuovo con l'informazione dell'edizione straordinaria di Antenna 3. Edizione straordinaria di Antenna 3, 14 e 15, ben ritrovati, ultima parte di questa fascia di informazione che ormai da mesi vi accompagna durante tutta l'ora di pranzo. Allora ci colleghiamo subito con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora sindaco, il Veneto è sotto osservazione, l'incontro dei primi cittadini oggi con l'assessore Lanzarin. Io però vorrei partire, fare un passo indietro e raccontare del vostro sforzo, lo sforzo della città di Vicenza di far diventare sostanzialmente la fiera, la famosissima fiera di Vicenza, un punto tamponi. Allora, decisione d'urgenza, come avete operato, e poi veniamo invece a quelli che dovranno essere probabilmente i prossimi provvedimenti che verranno presi con ordinanza regionale. Intanto abbiamo collaborato tra istituzioni, credo che sia una collaborazione essenziale in questo periodo. Abbiamo lavorato con IEG, Fiera IEG e l'ULSS, abbiamo localizzato un padiglione della fiera e devo dire che sono stati bravissimi anche i tecnici, perché in 48 ore hanno costruito un vero e proprio laboratorio con 12 punti tamponi all'interno e 8 punti di accettazione, cioè dove la gente arriva, sostanzialmente viene identificata e poi passata all'esame del tampone e lì nel giro di pochi minuti ottiene anche il risultato del test rapido. Ma senta, come siete riusciti ad avere a disposizione tanto personale da riuscire a creare una macchina del genere, spostandola, no, di fatto dall'ospedale? Sì, spostandola dall'ospedale naturalmente il grosso lo fanno gli infermieri, gli operatori sanitari e naturalmente la protezione civile, che dà un supporto fondamentale per regolare gli accessi. Poi tra l'altro il padiglione offre la possibilità di essere in una zona, quella industriale, dove ci sono molti posti auto, molti parcheggi e quindi non si crea assembramento, non si crea calca, a differenza di quello che accadeva in ospedale negli ultimi giorni, e quindi evitiamo anche assembramenti che possono essere pericolosi per la salute stessa. Senta, com'è il trend a Vicenza, il trend dei contagi? Ma sicuramente abbiamo, rispetto alla primavera scorsa, moltissimi più contagi, fortunatamente molti asintomatici in larga parte e moltissimi in isolamento domiciliare, quindi diciamo fanno la quarantena a casa, vengono controllati e monitorati dall'ospedale e quindi tutto sommato in città
rispetto al numero degli abitanti la situazione è tutto sommato sotto controllo. Dall'altra devo dire che in provincia, nella zona di Arzignano, Chiampo, Trissino, è molto molto più elevato il numero dei contagi. Perché secondo lei? Facciamo fatica a spiegarcelo, ce lo siamo chiesti perché non abbiamo fatto chissà quali iniziative, no? Quando c'è stata la prima ondata c'erano state una serie di iniziative, di assembramenti da dove era partito il tutto. Qui siamo stati molto più attenti, a parte, ripeto, l'ultimo weekend dove abbiamo assistito a scene non piacevoli, non condivisibili, ci vuole un po' più di senso di responsabilità da parte di tutti ed evitare di frequentare zone particolarmente affollate. Senta, a proposito di questo famoso maledetto weekend, no? Dal quale probabilmente scaturiranno delle nuove decisioni. Allora anche lei oggi sarà presente all'incontro con l'assessore Lanzarin. Verso quale scenario spingerà? Personalmente credo che dobbiamo fare delle valutazioni sulla parte mercati intesi come manifestazioni ormai, almeno parlo della città di Vicenza, non ce ne sono particolari. A Vicenza si è tenuto un mercatino dell'antiquariato che però, come tante altre zone della città o della provincia, è stato particolarmente frequentato e dobbiamo porre dei limiti quantomeno nell'accessibilità ai mercati. Però dobbiamo contemperare da un lato il prioritario diritto alla salute con anche il diritto al lavoro, perché non possiamo neanche negare che gli ambulanti stessi sono in difficoltà e non possiamo semplicemente chiudere e impedire a queste persone di avere una fonte di reddito. Senta, ma che poteri hanno i sindaci? No? Perché in tanti si sono chiesti, al di là di poter magari mandare gli agenti di polizia locale sul territorio, magari provare ad intensificare i controlli, che potere avete voi di restringere le libertà dei vostri cittadini? Intanto va chiarita una cosa, che il principio della gerarchia delle fonti è chiaro. È chiaro che un provvedimento di un governo nazionale, un DPCM, prevale sui regolamenti o sui provvedimenti locali che possono essere delle ordinanze. Bisogna stare attenti chiaramente a fare delle ordinanze, perché è chiaro che quando vai ad intervenire in contrasto, in difformità con un provvedimento dello Stato, c'è un rischio anche di validità di questo provvedimento che va in deroga. Noi per ora siamo area gialla, quindi come area gialla restiamo tali, abbiamo libertà di movimento e questa libertà di movimento ci ha portato a riempire le piazze, insomma, a creare assembramenti evidenti. Sì, però è chiaro che se la crescita dei contagi sale, di passare dalla zona gialla alla zona arancione è un attimo, l'abbiamo visto per altre regioni, e alla zona rossa altrettanto, quindi ci vuole buon senso e responsabilità da parte di tutti, non solo da parte dei sindaci che cercano di gestire e contemperare tutti gli interessi in gioco, soprattutto quello della tutela della salute pubblica, però dall'altra è il singolo cittadino che deve capire che non si deve infilare in luoghi dove c'è affollamento, bisogna evitare quei posti e andare, magari stare un po' di più a casa semplicemente. Io il weekend l'ho passato serenamente a casa, devo dire che si sta anche bene a casa propria, non è che bisogna per forza sempre essere in giro. Lei ritiene a fare aperitivi. Lei ritiene che dall'incontro di oggi pomeriggio potranno emergere restrizioni del tipo non ci si può spostare da comune a comune? Perché quello che abbiamo visto è stato di molti che magari venivano dalla provincia, andavano in centro storico a Vicenza perché comunque è domenica, perché è una bella giornata e inevitabilmente gli affollamenti sono stati creati. Lei ritiene che questo potrebbe essere uno delle possibili provvedimenti? Ma non lo escluderei, in realtà non abbiamo avuto anticipazioni da parte della Regione, devo dire che non ci siamo sentiti nemmeno tra sindaci dei capoluoghi, quindi butteremo sul tavolo delle proposte e cercheremo di fare un po' di sintesi. Ci aspettiamo, quello sì, dalla Regione delle proposte anche condivise, perché è inutile che ognuno vada poi con provvedimenti difformi l'uno dall'altro a macchia di leopardo, bisogna trovare una linea comune e applicarla, cercando di contenere il più possibile il contagio, la diffusione quindi del virus, ed evitare di passare alla zona arancione, perché ripeto, secondo me abbiamo già rischiato nelle scorse ore di passarci. È un attimo, anche in 24 ore, 48 ore lo scenario può cambiare, quindi questo vorrebbe dire ad esempio la chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie,
tutto il giorno, quindi non solo di sera, ma anche con un danno economico importante. Senta, la città di Vicenza non è stata, se non sbaglio, teatro delle proteste che invece ci sono state sia a Treviso che a Venezia, dei ristoratori e bar che non volevano il coprifuoco alle 18 per quanto riguarda le loro attività. Mi pare che siate stati esenti da questo tipo di protesta. Diciamo che non c'è stata protesta nel senso negativo del termine, ma c'è stata una manifestazione per più giorni civile in piazza da parte degli operatori che hanno rispettato le regole, compreso il distanziamento, l'uso della mascherina, e hanno fatto sentire legittimamente la loro voce, ed è questo il modo corretto di manifestare. Proteste violente, incidenti, assolutamente no. Allora, bocca al lupo Sindaco per l'incontro di oggi, poi ovviamente ci aggiorniamo per capire che cosa cambierà. Farò a lei questa domanda, l'ho fatta un po' a tutti i nostri ospiti, anche al professore di sociologia che abbiamo incontrato prima di lei. Se l'atteggiamento, insomma il comportamento dei cittadini dovesse in qualche modo un po' continuare ad essere questo, secondo lei sarebbe utile che il governo prendesse, come si suol dire, il toro per le corna e imponesse un lockdown totale adesso piuttosto che tra un mese? Ma sicuramente andiamo verso il Natale. Noi una delle domande che porremo al tavolo dei sindaci della regione è ad esempio le iniziative natalizie, i mercati natalizi. È chiaro che sono tutte iniziative che servono a muovere anche l'economia ed è il periodo dell'anno in cui molti negozi fanno attività produttive, fanno proprio il bilancio, il budget, e hanno le loro entrate più importanti. È chiaro che è meglio in questo momento una limitazione agli spostamenti rispetto a quello natalizio, naturalmente sarebbe un danno irreparabile dal punto di vista economico, quindi un lockdown dove però si limitano i movimenti ma si danno la possibilità alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, direi che ci potrebbe anche stare in questo momento. Grazie mille Sindaco Francesco Rucco, Grazie. buon lavoro, grazie per essere stato nostro ospite. Allora adesso noi da Vicenza andiamo a Padova, vi facciamo sentire che cosa ha detto e come ha commentato l'assessore alla sicurezza Bonavina, gli assembramenti, le foto degli assembramenti del weekend patavino che sono girate insomma su tutti i media nazionali per raccontare come appunto la popolazione ha vissuto questo weekend di sole. Io non voglio più vedere i nostri gestori di esercizi commerciali che non fanno rispettare le regole. Cioè, c'è una regola, 4 persone sedute al tavolino devono essere 4, se sono 4 e mezza verranno sanzionati. Dopo aver concordato con i gestori tutte le misure possibili perché potessero restare aperti, nonostante i vari DPCM, quello che si è visto sabato non ha giustificazioni, dice Bonavina. Entro venerdì sera prossimo, anche con un occhio alle previsioni meteo, la Giunta prenderà provvedimenti. Certamente si stanno valutando tutte le possibilità, su questo non c'è ombra di dubbio. Con questo però deve essere chiaro, non voglio dire che stiamo guardando la possibilità di chiudere una piazza o di chiudere il centro o di fare chissà che cosa. Ho detto che stiamo ragionando su varie soluzioni possibili. E tra queste c'è anche l'eventualità di chiudere una o più piazze del centro, anche se non è tanto la gente che gira per Padova. Il problema è gli assembramenti che si verificano nei locali, nei plateatici dei locali. Quello è il problema. le forze dell'ordine in campo col compito di vigilare a quanto pare non sono sufficienti. Adesso valuteremo in questa settimana se per il prossimo fine settimana dobbiamo aumentare la nostra presenza. 9 i cittadini multati nello scorso fine settimana perché non indossavano la mascherina, 4 di questi in centro, gli altri in zona stazione. Nessuno dei multati era seduto a un bar. Sentite questa notizia ovviamente in aggiornamento. In Sardegna con le discoteche aperte ad agosto abbiamo rischiato e la procura così apre un'inchiesta per epidemia colposa, lo ricorderete, no? I primi casi di positività al Covid e la grandissima diffusione proprio in Sardegna con i vacanzieri, le varie feste, e da qui la necessità e l'obbligo imposto da ad esempio il presidente Zaia di fare i tamponi a tutti quelli che proprio tornavano dalla Sardegna perché non portassero il virus in Veneto. E allora adesso è stata aperta un'inchiesta. Vi facciamo vedere invece l'esito del sondaggio di Ring di ieri. Il tema era proprio questo, no? Le passeggiate domenicali, sarebbe giusto vietarle nel weekend proprio per evitare i famosi assembramenti, e guardate, l'83%
delle persone ha risposto sì, probabilmente è utile vietare le passeggiate nei weekend per evitare ancora di più la diffusione dei contagi. E noi in chiusura andiamo proprio nel reparto di pneumologia di Belluno a San Martino con il servizio della nostra Tiziana Bolognani, che ci racconta poi invece in trincea che cosa succede. Istantanee registrate a debita distanza oggi all'ora di pranzo nel reparto di pneumologia Covid del San Martino. Qualcuno dei pazienti potrà mangiare qualcosa, per altri l'alimentazione è impossibile. In questo momento l'ospedale San Martino di Belluno ha suddiviso l'accoglienza dei pazienti Covid in diverse aree a diverse intensità di cura. Su un potenziale sostanzialmente di 80 posti letto, ne abbiamo occupati praticamente tutti. Il dottor Muzzolon accoglie pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria grave che deve essere supportata con la ventilazione non invasiva. Da lì le vie di uscita sono due: o la guarigione o il peggioramento delle condizioni che richiedono il ricovero in terapia intensiva e l'intubazione. L'età media dei degenti è di 67 anni. Questa è una patologia che ovviamente ha una mortalità più elevata nelle persone più anziane, ma che non risparmia anche persone in età relativamente giovane e senza anche rilevanti copatologie, perché alcuni dei pazienti che noi abbiamo ricoverati con un'insufficienza respiratoria piuttosto grave non hanno rilevanti copatologie, cioè sono persone per altri aspetti del tutto sane. Alla pneumologia subintensiva i turni di lavoro del personale sono massacranti. Lavorare in un reparto Covid significa rivoluzionare la propria vita professionale e personale. Qui nessuno gioca a Tetris dietro una scrivania, qui si fa la sauna dentro le tute per un tempo interminabile. L'impegno orario per poter chiaramente distribuire il carico di lavoro su più persone fa sì che di fatto devi appunto bloccare le ferie, i riposi non sono quelli usuali. Che l'ospedale sia sotto stress lo dicono i numeri che hanno costretto a una riorganizzazione delle prestazioni sanitarie. C'è non solo lo stress di dover rispondere in maniera ogni giorno molto intensa alle esigenze di malati Covid, ma anche la preoccupazione di non riuscire a seguire con la stessa accuratezza usuale i pazienti non Covid che hanno patologie complesse e che richiedono comunque assistenza. I reparti Covid non sono un palcoscenico e l'ospedale non è un teatro. L'unico sipario possibile qui si alza quotidianamente sulla realtà, che è quella di un virus la cui diffusione deve essere contenuta. Asintomatico è una persona contagiosa, punto e basta. Quindi è un dovere, morale quello di utilizzare tutte le misure possibili, mascherine e distanziamento, quindi evitare gli assembramenti, soprattutto per attività ricreative che non sono assolutamente indispensabili in questo momento. E con il servizio di Tiziana Bolognani noi chiudiamo questa lunga edizione straordinaria che tornerà ovviamente puntuale come sempre domani alle 12, mentre l'informazione ritorna a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo. Nella giornata di martedì 10 novembre potremo ancora lasciare a casa ombrello e cappotto. Al nord-est persiste infatti un regime di alta pressione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino sulle pianure meridionali e nei fondovalle sarà possibile la formazione di qualche foschia o nebbia, ma con il passare delle ore sarà in dissolvimento. Ampio soleggiamento altrove con cielo che al massimo si presenterà poco nuvoloso. Temperature stazionarie e tutto sommato miti, minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra i 15 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 16 gradi. Infine, situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, con la costante presenza del sole, locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce.